Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Anche oggi, come ogni giorno, tutte le notizie di cronaca, gli aggiornamenti e gli approfondimenti sulle tematiche principali di attualità di questi giorni. C'è una notizia di cronaca con la quale appunto apriamo questo nostro telegiornale ed è quella relativa all'ennesima tragedia sul lavoro nella nostra regione, perché purtroppo non ce l'ha fatta l'operaio rimasto coinvolto ieri in un incidente che si è verificato al porto di Venezia. Questa mattina gli operai quindi sono scesi in strada, c'è un presidio e una manifestazione, è arrivato anche la solidarietà da parte dei portuali di Trieste. Andiamo quindi subito a Porto Marghera, ci colleghiamo con Ilaria Marchiori e Paola Barbato. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui dove ci sono ancora degli operai, dei lavoratori accompagnati dai sindacati. Hanno iniziato questo sciopero, questo presidio, questa forma di protesta ma anche di solidarietà nei confronti di Alessandro Zabeo, l'operaio 34enne di cui ieri sera abbiamo dato notizia nel nostro telegiornale quando ancora le sue condizioni erano gravi, poi invece più tardi la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire, quindi quella della sua morte. Hanno iniziato questo presidio, dicevo, da questa mattina all'alba alle 5:30 e ovviamente erano molti di più, ma adesso per capire tutte le motivazioni e anche parlare del passato, perché è anche questo molto importante per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, in particolare al porto. Qui insieme a me ci sono Renzo Varagnolo, il segretario generale della FILT CGIL del Veneto, e Federica Vedova, segretaria generale della FILT di Venezia. Allora, innanzitutto Renzo, questa mattina qui alle 5:30 chi c'era, perché? C'erano i colleghi portuali, i colleghi di un lavoratore che è venuto meno ieri per un infortunio drammatico. E quindi tutti si sono sentiti spontaneamente, ma noi l'abbiamo anche programmato, a essere presenti a questo presidio, a bloccare l'attività del porto, perché è venuto a mancare uno di noi ed è impensabile, devastante pensare che si va a lavorare e che non si rientra a casa. È devastante pensare che non si riescano ad impedire questi grandi drammi sul lavoro. A noi va la piena solidarietà innanzitutto a tutta la famiglia che ha subito questo gravissimo lutto, e dopodiché oggi è la giornata del dolore, eravamo tutti qua a centinaia, sono venute anche le imprese, è venuto anche il presidente del porto. Noi ringraziamo tutti coloro che hanno voluto anche riaffermare con la loro presenza la solidarietà rispetto a questa iniziativa, il grande senso di cordoglio, ma anche tutto sommato il grande senso di non essere riusciti a impedire o a fare qualcosa che potesse impedire un dramma e una condizione in cui un compagno, un lavoratore, un fratello del porto è venuto meno. Quindi adesso la prima responsabilità che ci sentiamo di mettere in campo, a cominciare da domani, dopo la giornata di oggi del dolore, lo sciopero è fino a mezzanotte, è di costruire tavoli di confronto con la prefettura, con l'autorità portuale, con gli enti. C'è una discussione anche a livello nazionale rispetto al ministro, per impedire, per far sì che qualsiasi elemento normativo ma anche di pratica rispetto alla sicurezza renda, come dire, efficace la prevenzione e impedisca che succedano ancora drammi di questo tipo. Senta Varagnolo, qui l'ha anticipato lei, prima si è recato anche il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Fulviolino Di Blasio. Che cosa vi siete detti? Ma lui ha parlato a noi, ma in un'assemblea aperta a tutti i lavoratori, ovviamente esternando la sua solidarietà a tutti i portuali, alla famiglia del lavoratore scomparso, e mettendosi a disposizione per lavorare con le forze sociali, con i delegati del porto, per tutte le iniziative che riterremo e che saranno ritenute necessarie per evitare che si ripetano drammi di questo tipo. Noi come dire, lo misureremo e controlleremo che questo suo impegno sia una cosa concreta.
Ecco, ricordiamo che Alessandro è caduto da un'altezza di 3 metri, ha sbattuto la testa, ancora si stanno facendo tutte le indagini del caso per capire nello specifico la dinamica. Ma c'è un dato importante, Federica Vedova, da sottolineare. Non accadeva un incidente al porto mortale da 14 anni. Sì. Da quel famoso 2008 in cui c'è stata la morte di 2 lavoratori, di 2 operai al porto, si è attivata un'organizzazione diversa, si è pensato che questo non doveva più accadere e sarebbe stato importante organizzare una sorta di appunto controllo complessivo di tutto il sito aeroportuale. Da quel momento, da quelle riflessioni, da quella discussione è nato il SOI, che è un organismo che va a comprendere tutta l'attività portuale, da ogni singola azienda per guardare nel complessivo, ed è formata da RLS di sito, cioè da lavoratori che rappresentano appunto il lavoro portuale dentro non una singola azienda ma tutto dentro il sedime. Ecco, poco fa, prima di iniziare questo nostro collegamento qui in diretta, dicevamo che forse in particolare il porto di Venezia si contraddistingue per questo comunque buon risultato rispetto agli altri porti d'Italia. Assolutamente sì. Ormai insomma il dato generale negli altri porti è di un incidente mortale al mese. Qui per 14 anni non c'è stato. Allora ci dobbiamo domandare come ripartire da questa cosa, da questo evento drammatico. Ci dobbiamo domandare come rafforzare questo sistema, che è sicuramente un sistema di buone pratiche, perché afferma che la responsabilità è una responsabilità collettiva, che non ci devono essere aziende virtuose e aziende non virtuose, o lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Dobbiamo ripartire da questo e dobbiamo coinvolgere il più velocemente possibile, con più efficacia possibile, gli organismi di controllo, gli organismi che sono deputati a vigilare sulla tutela della salute dei lavoratori. Quindi molto è stato fatto, molto però c'è ancora da fare. Uno degli aspetti su cui porre l'attenzione, Varagnolo, riguarda una pratica lavorativa che negli anni c'è sempre stata e che invece ultimamente è venuta a mancare, ovvero l'affiancamento delle persone più esperte, sebbene sembra che comunque Alessandro Zabeo avesse la sua esperienza, ma un tempo c'era l'affiancamento, oggi invece non esiste più, sta venendo a mancare. Sì, nel caso del dramma consumato ieri ovviamente ci sono gli organi preposti che faranno gli accertamenti e individueranno se ci sono le responsabilità, e rispetto a questo, la giustizia deve fare il suo corso e deve essere ripristinata una verità. Glielo dobbiamo a lui per la sua dignità e anche per il rispetto nei confronti della famiglia. Poi fare il portuale, lo diceva la mia collega, è un mestiere pericoloso. È un mestiere che in quanto pericoloso si lavora in altezza, si lavora dentro le stive a 20 metri dentro, con carichi pesanti, con mezzi meccanici enormi, ci sono tante certificazioni, c'è tanta formazione, c'è tanto però di quello che secondo me si deve fare di più, che è questo affiancamento dei lavoratori più anziani, esperti, nei confronti dei giovani. E noi riteniamo che dopo 2 generazioni in cui col blocco delle assunzioni, col blocco delle pensioni, 2 generazioni saltate di giovani lavoratori che vengono a fare questo mestiere, adesso diventa difficile. La media dei portuali, che sono anche quasi arrivati alla pensione, che avrebbero diritto anche al lavoro usurante che non gli danno, è intorno ai 55-60 anni, quasi metà dei lavoratori portuali è così, e c'è tutta una nuova generazione di giovani a 30 anni, 25 anni, che ha bisogno di tempo per essere formata nella pratica, non solo nella teoria. E noi penso che su questo dobbiamo lavorare, perché
non basta avere un certificato, non basta avere fatto i corsi, bisogna che in una difficoltà e una complessità di questo lavoro i portuali dicono bisogna rubare il mestiere con l'occhio, serve tempo e serve affiancamento, e questo in realtà non solo nei portuali, tantissimi altri mestieri, è la cosa che si è più trascurata sull'altare della produttività, del correre perché bisogna fare rese, dei soldi che le aziende devono guadagnare e, diciamocelo chiaro, anche del risparmio che vogliono fare sulla pelle dei lavoratori, in questo caso proprio specifico, proprio sulla pelle dei lavoratori che si fanno male. Ecco, molto chiare le parole di Varagnolo, dunque lavorare su questo fronte, ma lavorare anche sull'altro fronte, come dicevamo con Federica Vedova, che è quello di continuare a fare bene sulla sicurezza per ottenere ancora risultati come questi. Lo ricordiamo, da 14 anni qui al porto non accadeva un incidente mortale. Oggi però questi appunto le idee, i suggerimenti dei sindacati, ovviamente anche la visita del presidente Di Blasio è stata indicativa, si è subito espresso già da ieri, già dal momento in cui era avvenuto l'incidente, ma questo è il giorno del dolore, il giorno del rispetto per Alessandro Zabeo, che ieri ha perso la vita qui lavorando al porto a 34 anni. Se non ci sono altre domande, ringrazio Renzo Varagnolo e Federica Vedova e restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e ai tuoi ospiti per questo collegamento, a Paola Barbato per la parte tecnica. Noi proseguiamo con la cronaca perché c'è un'importante operazione a livello nazionale dei carabinieri del NAS che ha coinvolto anche un'attività di parrucchiere ed estetista di Treviso e di un salone di acconciatura di Ormelle, sempre nel Trevigiano, che sono finite nel mirino dei carabinieri nell'ambito di questa vasta operazione che ha interessato tutta l'Italia. Nel caso trevigiano il negozio che si trova in un quartiere della città aveva presentato un falso attestato di qualifica professionale, l'esercizio è stato sequestrato, per lo stesso motivo è stata chiusa l'attività di Ormelle. A diciamo innescare queste indagini sono stati recenti episodi di interventi di chirurgia estetica effettuati da personale non qualificato che per soli fini di lucro eseguono pratiche riservate esclusivamente ai medici, sottovalutando le gravi conseguenze che possono derivare da prestazioni eseguite in assenza di adeguata preparazione professionale, con attrezzature non idonee, in locali carenti dei minimi requisiti sanitari e strutturali. Tutto ciò ha portato i carabinieri del NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, a condurre una campagna di controllo su tutto il territorio nazionale. I controlli sono stati indirizzati a verificare l'idoneità tecnica delle attrezzature impiegate, la sussistenza dei requisiti igienico-strutturali ed organizzativi, il possesso delle previste autorizzazioni, la presenza di qualifiche professionali, con un particolare riguardo all'applicazione di filler, di impianti cutanei ed altre procedure, tra cui anche trattamenti mediante il fattore di crescita di plasma ricco di piastrine, quindi tutti trattamenti che devono essere eseguiti da medici. Sono state complessivamente ispezionate 793 strutture tra centri estetici, centri medico-estetici, rilevando 110 obiettivi non conformi che hanno portato alla denuncia di 33 titolari ed operatori, nonché alla contestazione di sanzioni amministrative per un totale di 187.000 euro. Questo dunque quanto accaduto. Poi nel corso dei nostri TG di questa sera vi forniremo tutti gli ulteriori dettagli sui risvolti nei territori veneti di questa operazione. Abbiamo sentito di questi due esercizi in provincia di Treviso. E restiamo nel Trevigiano perché c'è una notizia che in queste ore ha sconvolto la comunità di Quinto, ma anche la provincia intera, per il doppio dramma che si è consumato in pochi giorni. Lei, 55 anni, muore per un edema cerebrale, lui, il marito, 54enne, si toglie la vita alla vigilia dei funerali.
Oggi pomeriggio, per l'ultimo saluto a Giovanna Vanin, per tutti i JoJo, ci saranno bikers da tutta Italia, uniti nella passione per le Harley. Ma non ci sarà lui, Luca Simeonato. Un dolore troppo grande lo ha spinto a togliersi la vita alla vigilia dei funerali della sua amata Giovanna, scomparsa venerdì scorso dopo 4 giorni di coma per un edema cerebrale a soli 55 anni. Nell'ultimo weekend di Luca Simeonato si è consumato il dramma di una coppia che stava insieme da 27 anni, inseparabili nella vita e ora anche nella morte. In un cantiere edile di Quinto di Treviso, nel pomeriggio di ieri, la macabra scoperta del corpo del 54enne che gestiva l'officina negozio Shop 74 in paese. Poco prima, una telefonata al parroco, nella quale, pur ancora sconvolto, non sembrava aver già pensato a quel gesto estremo che ha scioccato tutta la comunità. Un doppio dramma che oggi vedrà un posto vuoto in chiesa, mentre fuori romperanno i motori di quelle moto che per Luca e JoJo erano una passione senza fine. Sono tutte giovanissime le vittime dello schianto della postumia di venerdì pomeriggio a San Pietro in Gu. Identificate tutte le vittime, identificate grazie alle impronte digitali. Stavano tornando a casa dopo aver trascorso la giornata a lavorare in un vigneto. Oltre a Soufiane, marocchino di 22 anni alla guida della Multipla nella gabbia di lamiere divelte dallo schianto lungo la postumia, sono morti altri 2 suoi connazionali di 19 e 26 anni e un ragazzo nigeriano di 27 anni. Sono stati identificati tutti e 4 gli stranieri morti nel tremendo incidente stradale avvenuto a San Pietro in Gu. Le questure di Padova e Vicenza sono risaliti alle loro identità grazie alle impronte digitali. Uno dei 2 superstiti, dopo essere stato ricoverato all'ospedale di Cittadella, intanto è tornato a casa a Cologna Veneta, comune del Veronese, dove viveva insieme ad alcuni dei 6 e da dove ogni mattina partiva per andare a lavorare nelle campagne venete. Sulla morte di questi giovani ragazzi incombe l'ombra del caporalato. L'auto su cui viaggiavano era un vecchio modello di Fiat Multipla intestato ad una cooperativa che nel 2019 era finita sotto inchiesta proprio per lo sfruttamento di stranieri nei campi di tabacco. In carcere all'epoca era finito un caporale marocchino. Secondo le prime ammissioni dei 2 superstiti, quel giorno i 6 africani si erano svegliati alle 4 del mattino per andare a lavorare in un vigneto. Venivano pagati 6 euro l'ora e l'auto su cui viaggiavano era vecchia e forse senza manutenzione da anni. E restiamo a Padova con la cronaca: truffe sentimentali online, sgominata una rete internazionale che partiva proprio dalla città del Santo. Adescavano donne straniere sole e spesso fragili sui siti di incontro online e poi le spillavano soldi. La Guardia di Finanza di Padova, controllando il flusso di somme di denaro ingenti dall'estero, ha scoperto una rete di truffatori. 2 nigeriani sono stati così denunciati per riciclaggio. I truffatori si fingevano uomini d'affari e professionisti, contattavano nei social network e siti di appuntamento online donne residenti in Australia, Stati Uniti, Hong Kong, Germania, Polonia, Portogallo e Svizzera. Poi, dopo aver instaurato una relazione sentimentale virtuale, iniziavano le richieste di aiuti economici per delle fantomatiche situazioni di necessità, prestiti per pagare biglietti aerei o visite mediche o per delle difficoltà economiche capitate all'improvviso. Una volta sottratto il denaro, l'autore della truffa, che generalmente si celava dietro false identità e operava da remoto, spariva interrompendo i rapporti. In 2 anni sui conti correnti dei 2 cittadini nigeriani residenti nel Padovano sono stati depositati 400.000 euro. I 2 stranieri sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica di Padova perché avrebbero messo a disposizione i propri rapporti finanziari dove sono confluite le somme illecite e li avrebbero repentinamente svuotati tramite prelevamenti, acquisti di criptovalute o ricariche su carte prepagate per ostacolare l'identificazione della truffa. Purtroppo, durante la pandemia, ha sottolineato la Guardia di Finanza, questi tipi di raggiri sono aumentati, facendo leva sulla solitudine delle persone e incentivate soprattutto dalla diffusione della tecnologia e dall'isolamento. Raffica di furti locali di Marghera bersagliati dai ladri che si sono concentrati nell'area di Piazza Mercato e via Mutilati del Lavoro. Raffica di furti in bar, pizzerie, pub e ristoranti di Marghera. Alcuni andati a segno, altri no, ma i commercianti della zona sono a dir poco esasperati. L'ultimo in ordine cronologico il Marciano di via Rossarol. 3 persone alle 4 del mattino sono entrate sfondando la vetrina con un paletto sradicato poco prima del marciapiede. Sul posto la polizia. Ma i ladri erano già riusciti a scappare con la cassa e il barattolo delle mance, poco più di 300 euro.
Non è tanto l'ammanco, scrivono in un post su Facebook i titolari, quanto i danni materiali. Noi di certo non molliamo, si legge ancora, e ci auguriamo che il karma faccia il suo dovere. I titolari hanno postato anche le foto delle telecamere del sistema di videosorveglianza in cui si vedono gli autori, 2 uomini e una donna. L'area maggiormente presa di mira è quella tra via Mutilati del Lavoro e piazza Mercato. Derubano gli alpini e fuggono contromano. La polizia indaga sul furto. Rabbia tra le penne nere, è accaduto a Treviso. Non è solo la rabbia per il furto, ma anche il fatto che quei soldi servivano per le donazioni e i lavori di ristrutturazione della sede. Alpini derubati. La polizia indaga sui malviventi che hanno fatto sparire l'incasso dello stand gastronomico organizzato dalle penne nere alla manifestazione Regioni d'Europa questo weekend sulle mura di Treviso. Uno dei malviventi ha atteso che il cassiere degli alpini salisse in auto per trasportare l'incasso delle giornate di venerdì e sabato alla sede trevigiana. Quando ha posato sul sedile del passeggero la busta con il denaro, il ladro, con una mossa fulminea, ha preso i soldi ed è salito a bordo di una jeep guidata da un complice. Il cassiere si è subito messo all'inseguimento dei ladri, che hanno però svoltato nella prima strada a destra, imboccando contromano via Caccianiga, e sono riusciti così a dileguarsi. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza avrebbero immortalato le fasi del furto. Ed ignoti l'altra notte si sono introdotti all'interno di un bar pizzeria nel centro di Asolo, asportando denaro contante per qualche migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno immediatamente avviato le indagini. Ed ora parliamo di prezzi, di caro prezzi, soprattutto per quanto riguarda i generi alimentari, che stanno creando non pochi problemi a molte famiglie. Ringrazio quindi per essere con noi, collegata online, la vedo. Buongiorno a Claudia De Marco, Federconsumatori di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno. Grazie allora per essere con noi. Quindi c'è stato questo incremento dei prezzi, delle bollette ce ne siamo accorti tutti già appunto negli ultimi mesi. Ora i rincari a cascata stanno cominciando a vedersi anche un po' in tutte le merci, in particolare nei generi alimentari. Peraltro, secondo le associazioni di categoria, il grosso degli aumenti deve ancora arrivare nei generi alimentari, si vedrà verso fine estate, inizio autunno, per cui insomma la situazione comincia già a preoccupare non poco. Voi come Federconsumatori avete già fatto anche uno studio per quantificare quanto costerà poi ad ogni famiglia questo rincaro? Allora sì, diciamo in via generale che il nostro paese sta attraversando una crisi inflazionistica ormai da mesi, e una crisi come non la si vedeva ormai più da decenni. A fredda traino, come diceva lei, il fortissimo aumento dei costi dell'energia e delle materie prime in generale, ma anche la crisi di settori come quella della logistica e dei trasporti, che poi ovviamente hanno delle ricadute su tutti gli altri settori. Parliamo, secondo i dati Istat, di un più 6,5% su base annua per il mese di marzo e un più 6% invece per il mese di aprile. Però se poi noi andiamo a vedere alcuni settori specifici, possiamo anche capire come mai sempre più le famiglie siano in difficoltà. Ad esempio, i prezzi dei trasporti passano da più 1% a più 5%, e quelli dei beni alimentari, come accennava già lei, da più 3,9% a più 5%. Secondo il nostro osservatorio prezzi, parliamo di un incremento di spesa sempre su base annua di oltre 1.900 euro per una famiglia tipo. Diminuisce poi ovviamente il consumo di determinati beni, abbiamo calcolato un meno 16% di utilizzo di carne e pesce, ad esempio, ma la cosa più preoccupante, se vogliamo, è la diminuzione delle spese per la cura della persona e soprattutto anche della salute. E cosa fare? Perché poi è quello che ci chiediamo un po' tutti. Allora, oltre alle attenzioni che ciascuno di noi insomma può avere nel fare la spesa, ma fin lì si può arrivare, è assolutamente indispensabile a questo punto una seria azione di contrasto delle speculazioni che ormai da mesi vediamo. Ad esempio aumentando la possibilità di intervento del garante specifico, ossia di Mister Prezzi.
Ecco, quindi diciamo voi intanto come associazione dei consumatori che indicazioni potete dare alle famiglie? Abbiamo visto, no, che per le bollette ci sono dei consigli ben precisi che voi avete dato in questi mesi proprio per cercare di limitare il più possibile, no, l'impatto sul portafoglio. A fronte però di un incremento di quelli che sono i generi alimentari è chiaro, diciamo, che diventa anche più difficile, no, cercare di risparmiare al di là di ovviamente orientarsi magari nelle offerte nei supermercati piuttosto che cercare di razionalizzare il più possibile gli acquisti e la spesa nell'arco della settimana, no? Certo, no, ma infatti dal punto di vista individuale purtroppo oltre a questi consigli a tutta una serie di consigli relativi all'uso dell'energia e del gas. Ricordo comunque che sul nostro sito regionale e anche nazionale è disponibile tutta una serie di materiale di approfondimento su questi argomenti. Sono necessari interventi di altro tipo. È proprio per questo, e approfitto dell'occasione, e per portare avanti le nostre proposte di riforma del mercato dell'energia, i cui costi poi, come dicevamo prima, impattano in modo massiccio sia direttamente che indirettamente non solo sulle famiglie ma anche sulle imprese, con ulteriori aggravi fra l'uno e l'altro. Stiamo organizzando insieme alla quasi totalità delle associazioni dei consumatori riconosciute per il prossimo 10 giugno una manifestazione che si terrà su tutto il territorio nazionale. A breve avvieremo anche una campagna informativa su questo, proprio perché riteniamo che sia giunto il momento che tutti noi manifestiamo la gravità di questa situazione. Finora infatti gli interventi del governo, che pur sono condivisibili, sono stati legati ad un carattere di emergenza. E quello che abbiamo chiesto invece come associazioni dei consumatori a vari livelli, insomma, è l'adozione di provvedimenti che siano invece strutturali. Questa è un'occasione per mettere mano finalmente al settore dell'energia, con tutta una serie di proposte, ve ne dico solo alcune, insomma, alcune anche che non avrebbero ricadute economiche. Ad esempio abbiamo chiesto al governo che venga modificato il criterio di calcolo in base al quale ARERA, che è l'autorità garante, stabilisce il prezzo di luce e gas per il mercato tutelato e che poi funge insomma da raffronto anche sul mercato libero. Oppure ancora l'annosa questione della riforma degli oneri di sistema, la definizione di una casistica della morosità incolpevole, soprattutto in questo periodo in cui appunto le famiglie sono sempre in difficoltà, ma non possono essere sempre provvedimenti spot, bisogna dare delle regole che durino nel tempo. E infine un altro esempio a cui noi teniamo, l'istituzione ad esempio dell'albo dei venditori autorizzati ad operare in questo settore, perché negli anni si sono moltiplicati gli operatori, parliamo di centinaia e centinaia di società che forniscono luce e gas, e con dei criteri che tengano conto del patrimonio di queste società, ma anche della correttezza commerciale e anche della sostenibilità, che ormai è diventato un criterio indispensabile per quanto ci riguarda. Certo, quindi lei ci ha dato anche questa notizia, diciamo, in anteprima. Il 10 di giugno ci sarà questa manifestazione, coinvolgerà quindi anche ovviamente, immagino, i nostri territori, no? Le nostre città del Veneto. Sì, sarà una manifestazione su base nazionale con svolgimento almeno in una delle province, ecco, scusi, di ogni regione. E nei prossimi giorni, appunto, non voglio anticipare troppo, partirà una campagna informativa e di coinvolgimento anche delle altre associazioni che possono essere interessate, penso ad esempio a quelle di categoria, perché poi gli impatti appunto del mercato dell'energia non è che gravano solo sulle famiglie, ma gravano anche sulle imprese. Certo, perché poi insomma i due settori sono strettamente collegati tra di loro e a cascata poi insomma lo si vede dalle imprese alle famiglie, dalle famiglie alle imprese, perché se poi calano i consumi questo ha un effetto sulla produzione, stessa cosa naturalmente vale in senso contrario, per cui chiaramente è una questione, diciamo, fortemente interconnessa, che a cascata poi ha delle ripercussioni su tutti i settori. Per quanto riguarda nello specifico
specifico le famiglie, diciamo voi avete notato anche purtroppo in questi mesi un aumento delle famiglie che si rivolgono ad associazioni, enti piuttosto che ai comuni per chiedere aiuto perché non ce la fanno, quindi un fenomeno che sta rapidamente, diciamo, crescendo anche nei nostri territori. Sì, è un fenomeno che ormai vediamo da mesi. Sempre più spesso accogliamo persone in associazione che vengono per fare una verifica della bolletta, della luce, piuttosto che del gas, sul cui contenuto però noi non è che possiamo fare contestazioni specifiche e quindi non possiamo fare altro che consigliare di rivolgersi agli assistenti sociali del proprio comune. Chiaro che questo implica un aggravio per tutta la società e oltre alle difficoltà anche umane di queste persone, perché non dimentichiamo che poi sotto la definizione di consumatore c'è molto spesso un'intera famiglia che sta vivendo un momento di crisi. Attenzione sulle bollette invece di luce e gas nel mercato libero, perché lì invece abbiamo avuto dei casi in cui l'operatore, approfittando un po' della situazione dell'aumento di prezzi, ha applicato delle condizioni tutte nuove senza averlo comunicato e soprattutto non previste dal contratto iniziale. Quindi bisogna sempre fare molta attenzione quando arrivano le bollette, perché è vero che ci sono stati e ci sono degli aumenti, ma bisogna sempre verificare se nel mercato libero se questi sono adeguati al nostro contratto iniziale e ai reali consumi che abbiamo effettuato. Ecco, è un'operazione poi non semplice per tutti, per i normali cittadini. Penso per esempio magari a tanti anziani che si sono visti arrivare quest'inverno delle bollette molto elevate, che magari le hanno pagate e ora non sanno che cosa li attenderà, non sanno se cambiare gestore, cosa possono fare. Che consiglio può dare quindi lei a tutte queste persone che magari da sole hanno delle difficoltà nello scegliere, nel capire che cosa fare, vista la complessità anche della materia? Allora, per quanto riguarda il controllo delle bollette, ovviamente sono a disposizione di tutte le persone i nostri sportelli a Treviso, ma anche su tutto il territorio provinciale, nostri o di altre associazioni riconosciute, che proprio si stanno adoperando per la tutela delle fasce, soprattutto più deboli, come diceva lei, anche gli anziani. Per quanto riguarda poi il cambio del fornitore, anche qui un occhio di attenzione, nel senso che gli ultimi contratti, ad esempio, che ci sono capitati sotto mano, è vero che promuovono un prezzo fisso, mettiamola così, ma indicizzato, quindi in realtà non fisso, ma passibile di aumenti nel caso il prezzo dell'energia di luce o gas in relazione a che cosa sia sottoscritto aumentino di una determinata percentuale. Quindi ovviamente questa seconda parte è scritta molto più in piccolo rispetto a quella di prezzo bloccato e le persone a volte non riescono a comprendere esattamente quali rischi possano seguire da una firma non attenta, ecco, mettiamola così. Quindi anche qui prima di firmare un nuovo contratto, leggere attentamente tutte le clausole, prendersi tutto il tempo necessario, non c'è nessuna fretta, ed eventualmente fissare sempre un appuntamento presso le nostre sedi in modo che noi possiamo dare una mano a leggere il contratto insieme. E sull'ARERA è disponibile un elenco degli operatori che operano nel nostro territorio. Il problema è quello a cui accennavo prima, è che è semplicemente un elenco messo in ordine di economicità, ma il fatto di essere meno costosi non implica anche che siano maggiormente corretti da un punto di vista commerciale, che abbiano un servizio clienti adeguato e che siano in grado anche di mantenere nel tempo la fornitura, perché ci sono stati casi in cui poi l'azienda è fallita e quindi le persone non hanno più avuto il proprio fornitore, con l'apertura di un procedimento particolare per cui non si corre comunque il rischio di rimanere senza luce e gas, però non è comunque una situazione piacevole.
Quindi insomma è bene ponderare sempre prima di firmare qualcosa e di fare delle scelte affrettate. Insomma, io la ringrazio davvero per essere stata con noi e per averci aiutato anche a comprendere questi fenomeni che stanno accadendo e soprattutto per i consigli, insomma, per cercare di evitare di incappare in spiacevoli inconvenienti. Grazie a Claudia De Marco, Federconsumatori Treviso. Grazie a voi e ci vediamo il 10 di giugno allora. Senz'altro, grazie mille, buon lavoro. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco. E siamo di nuovo in diretta con la prima edizione del nostro telegiornale. Proseguiamo con la cronaca, andiamo a Vicenza. È stato infatti denunciato il 44enne responsabile del danneggiamento di 18 autovetture. Aveva bucato le gomme a 18 auto parcheggiate in sosta in via Sarpi. È stato rintracciato dai carabinieri e denunciato il 44enne tunisino senza fissa dimora ritenuto responsabile del danneggiamento avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Ad intervenire i militari della sezione radiomobile del NORM, che erano stati allertati dai proprietari dei veicoli lasciati nelle strisce blu, che si sono trovati le gomme squarciate e conseguenti danni da pagare. Grazie ad un'attenta attività di indagine, i carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile. E parliamo ora di Taser che continua ad essere allargato in dotazione alle forze dell'ordine. Ora è arrivato anche ai carabinieri di Abano Terme e Cittadella. Il Taser è in dotazione ai carabinieri di Abano Terme e Cittadella. Finita la sperimentazione, la pistola elettronica è a disposizione delle compagnie di carabinieri dei due comuni padovani. Finalmente la fase sperimentale è finita per quanto riguarda almeno le forze dell'ordine come i carabinieri della polizia, e i carabinieri di Cittadella ormai da qualche giorno sono dotati appunto di Taser. Penso sia una cosa buona perché comunque è uno strumento che oltre ad essere usato per difendersi, quindi per il poliziotto o il carabiniere in fase di difesa, ma soprattutto come deterrenza. Quindi uno strumento che possa far capire che se uno sta sbagliando si deve fermare immediatamente. Gli operatori a cui verrà assegnato il Taser dovranno seguire un iter formativo qualificante per l'utilizzo di questo strumento di dissuasione non letale. Rispetto a quello che può essere un'arma da fuoco ha tantissime positività, perché è chiaro, l'arma da fuoco quando viene utilizzata quasi sempre porta poi a danni irreparabili, invece il Taser è lo strumento adatto per contrastare quello che può essere la microcriminalità che abbiamo nei nostri territori. Ora i comuni sono in attesa dell'autorizzazione all'utilizzo del Taser anche per i vigili urbani. A Cittadella questa dotazione è già stata inserita nel regolamento di polizia locale. La nostra polizia locale è dotata della pistola, però ripeto, secondo me la polizia locale doveva essere dotata di Taser, non di arma da fuoco, sia per l'incolumità della persona sia per l'incolumità stessa dell'agente di polizia locale. Poi doteremo la polizia locale anche delle body cam, stiamo acquistando, perché anche queste vanno sia a tutela della persona che viene fermata, ma soprattutto alla tutela dell'agente di polizia locale. Ed ora parliamo di economia, di lavoro e di produzione. Vedo che sia collegato al nostro prossimo ospite, lo ringrazio per essere con noi. Una buona giornata a Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto. Buongiorno Pozza. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie per... no, ecco, è ritornato, adesso la vedo nuovamente. Buongiorno. Rinnovo quindi il saluto al presidente di Unioncamere del Veneto. Dicevamo, parliamo di produzione perché ci sono dei dati proprio freschi che avete elaborato relativamente alla produzione nella nostra regione. Un quadro fatto di luci e di ombre, no Pozza? Che cosa è emerso? Ma sostanzialmente nel primo trimestre siamo ancora positivi, non come le aspettative che avevamo e che avevano gli imprenditori. Siamo positivi rispetto anche alla media nazionale, però
purtroppo la difficoltà di avere materie prime, e la guerra in Ucraina, difficoltà ovviamente a porsi nei mercati con una certa competitività dovuta a cosa? Dovuta anche ai costi energetici, e questo sta riducendo molto quali sono le nostre potenzialità, e in più anche la difficoltà di avere manodopera. Quindi c'è anche questo aspetto, e c'è un paradosso, perché abbiamo visto nei giorni scorsi in certi stabilimenti di grandi imprese non hanno materie prime, non hanno manodopera, e dall'altra parte devono chiudere perché il mercato si sta contraendo. Purtroppo la capacità di spesa dei nostri imprenditori, cioè delle nostre famiglie, adesso è molto più contenuta rispetto a prima, perché le bollette sono care, perché la pompa alla benzina costa, perché le materie prime sono aumentate, e quando vai a fare la spesa al supermercato ovviamente non riesci a spendere meno cioè come spendevi 6-7 mesi fa. Ecco, ne abbiamo parlato proprio poco fa con la Presidente di Federconsumatori di Treviso. L'associazione dei consumatori hanno anche quantificato proprio quanto pesa di più, insomma, sul carrello quello che è l'aumento delle materie prime, dell'energia e quant'altro, e insomma per le famiglie c'è davvero poco da stare tranquilli. Lei evidentemente accennava poco fa, Pozza, al caso chiaramente più eclatante nel nostro territorio, che è quello di Electrolux, che ha già annunciato lo stop alla produzione per qualche giorno negli stabilimenti di Susegana, un po' di più sempre nell'ordine comunque di giornate per quelli di Porcia, ma è sentiment, diciamo, diffuso nelle imprese, tra gli imprenditori, che si tratti appunto del primo e più eclatante caso, che purtroppo sarà seguito da tanti altri che magari fanno meno rumore perché sono aziende più piccole, meno famose, però comunque rappresentano un po' quello che è il fondamento del tessuto imprenditoriale del nostro territorio. Sì, è un caso eclatante quello lì, e poi non c'è solo il calo della vendita di frigoriferi. Ad esempio nello stabilimento di Pordenone hanno un problema a reperire materiale. Io conosco diversa gente che lavora lì e che appunto ha fatto parecchia cassa integrazione, proprio perché la Cina in questo momento, soprattutto la parte che interessa l'Europa e tutto il mondo, il porto di Shanghai è bloccato, c'è una lunga lista d'attesa di navi che devono partire, però a causa del Covid si sta tutto rallentando. E questo anche un rallentamento di 20 giorni in una consegna, visto che al giorno d'oggi nelle nostre aziende non ci sono più magazzini, ma poi abbiamo ormai tutto demandato ai paesi asiatici l'approvvigionamento di semilavorati, e di conseguenza paghiamo il conto, perché prima forniscono i loro stabilimenti e poi veniamo noi, anche questo. Senz'altro è un problema non da poco. Voi come vedete quindi il futuro? Abbiamo visto quelli che sono i dati del primo trimestre. In prospettiva futura, secondo il vostro osservatorio, che cosa ci dobbiamo attendere? Ma c'è sempre una vena di ottimismo nei nostri imprenditori, e quindi noi siamo fiduciosi per questo, però non basta solo la capacità dei nostri imprenditori, ci vogliono delle azioni strutturali per quello che riguarda ovviamente i costi energetici, per riportare alcune produzioni qui in Europa. Non parlo di Italia ma parlo di Europa, quindi ci vuole una politica europea di reshoring, come viene chiamata, e dall'altra parte bisogna vedere di far partire i consumi interni. Il consumo interno è fondamentale, sebbene noi esportiamo molto, però se la capacità di spesa di una famiglia diminuisce si blocca tutto il sistema, perché non vai più a mangiare la pizza, non ti vesti, insomma non vai fuori, cerchi di rimanere in casa ovviamente. Bisogna fare anche questi conti, perché poi tutto sta aumentando purtroppo. Non possiamo comunque dare solamente causa a chi? Alla guerra o altro. Ci sono state anche delle speculazioni che sono probabilmente sfuggite al governo. Ecco, dei controlli magari più severi o più mirati, probabilmente certe situazioni non si sarebbero manifestate di aumenti, perché il problema dell'aumento del costo energia, per dire, era ancora prima della guerra in Ucraina,
e di conseguenza c'è qualcuno che ha fatto il furbo su questa partita, come sul problema del grano e su altre forniture. Ecco, quindi c'è qualcuno che ha fatto il furbo, che ci ha speculato, che ci ha anche guadagnato e uno degli aspetti... E continua a guadagnare. Una delle cose che infatti i sindacati per esempio stanno continuando a chiedere a gran voce al governo è proprio quello di intervenire sugli extra profitti, no? Di intervenire in qualche maniera su questo. È già stato fatto qualcosa da parte del governo, poi con questi famosi 200 euro che arriveranno a lavoratori e pensionati a luglio, ma evidentemente non è che con 200 euro poi si risolvano i problemi di una famiglia a fronte dei rincari dei quali abbiamo detto. Certo, magari ci si paga una parte di una bolletta, ma insomma non si risolve la situazione, no? Sì, questi interventi a spot non è che danno una mano, è un palliativo, ma sono soldi e risorse direi sprecate. Ci vuole un intervento strutturale, come dicevo, perché purtroppo la situazione non è che con i 200 euro tu la risolvi in quel momento, ma dopo qualche mese si ripresenta. Quindi bisogna intervenire sulle buste paga, un cuneo fiscale deve essere rivisto, la tassazione sulle buste paga è troppo elevata e quindi ai nostri dipendenti e collaboratori va poco in busta, ma costa molto all'impresa, e è anche uno dei motivi per cui tante imprese sono andate fuori dal nostro paese a produrre e anche dall'Europa, e questo quotidianamente si ripercuote sull'impresa ma anche sulle famiglie se non vengono. Quindi bisogna rivedere un po' una politica fiscale in Italia, che è una promessa continua, si parla, però vediamo anche in questi giorni, insomma, la politica è più impegnata a farsi dispetti uno con l'altro che a guardare le necessità del paese. Quindi siamo quasi a fine legislatura e qui si pensa già alla prossima scadenza elettorale. Tra pochi giorni avremo quelle comunali, che certamente non vanno a incidere come sulle nazionali, ma però comunali adesso, l'anno prossimo le politiche, dopo ci saranno di nuovo le regionali in certe regioni, e quindi è una catena continua. Bisognerebbe azzerare un po' tutto, programmare le scadenze elettorali in modo tale che la politica possa ragionare senza pensare al momento del mettere la crocetta quando il cittadino va a votare. Certo. Senz'altro. C'è un'altra questione alla quale lei faceva riferimento, che è quella della carenza di manodopera. Se ha ancora 5 minuti di tempo e non deve scappare, le chiederei di restare con noi, perché abbiamo in collegamento adesso da Noventa Padovana la collega Valentina Visentin per un'operazione che riguarda il reddito di cittadinanza, e anche questa è una cosa, un tema diciamo molto caldo anche da parte delle imprese, che dicono facciamo fatica a trovare personale, perché magari per alcuni è più comodo prendere il reddito di cittadinanza piuttosto che andare a lavorare. Sentiamo quindi che cosa è successo nel Padovano. Sì, buongiorno Marta, siamo nel comune di Noventa Padovana per raccontarvi una storia, insomma, quello che hanno scoperto, che ha scoperto un'indagine della polizia locale, che ha insomma, rilevato quasi un centinaio, anche di più di 100, anzi più di 100 residenze fittizie che venivano utilizzate da queste persone per ottenere il reddito di cittadinanza o per eludere il fisco. Ci racconta un po' come qualche dato in più di questa operazione il vice sindaco di Noventa Padovana, Nicola Cannistracci, che è qui con noi, e poi sentiremo anche il comandante della polizia locale. Buongiorno a tutti, innanzitutto i miei ringraziamenti vanno al comando di polizia locale e al comandante Mario Carrai, che assieme al comune, ai dipendenti comunali e all'ufficio anagrafe hanno portato a compimento questa indagine. Sicurezza che nel comune di Noventa Padovana sta dipanando su più fronti, e direi che questo è un anello che va ad aggiungersi alla catena. Grazie. Ecco, comandante, come avete scoperto questi furbetti? Sono circa un centinaio, per lo più stranieri, ma anche insomma, un 30% di italiani. Come siete arrivati a scoprire che la residenza era a Fasulla? Buongiorno anche da parte mia, è un'attività che è partita a novembre del 2021 ed è tuttora in corso. Già ha dato buoni frutti, perché come diceva il corrispondente siamo sull'ordine dei 100 accertamenti, un 70% dei stranieri, il 30% italiani. L'attività è partita a seguito di più segnalazioni di natura diversa, dai bambini che aveva figli e non andava a scuola,
veicoli che avevamo in possesso, le targhe, le abbiamo inserite nel nostro database dell'impianto di videosorveglianza che non transitavano più sul territorio, sopralluoghi poi direttamente sul posto e informazioni acquisite anche dai vicini di casa. E quello che spiace di più è che spesso e volentieri c'è la compiacenza anche di altri residenti che sono ancora residenti nello stesso appartamento o immobile che sia. E questa finta residenza serviva poi per percepire il reddito di cittadinanza o anche eludere, insomma, per non ricevere le cartelle esattoriali. Proprio così, proprio così. Ecco Marta, insomma, hai capito, queste finte alloggi, queste finte residenze erano un modo per ottenere il reddito di cittadinanza e quindi non lavorare, oppure per non pagare tasse insomma, imposte dovute allo Stato. Da Noventa Padovana è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin e ai tuoi ospiti per questo collegamento, grazie a Cristian Roccellende per la parte tecnica. Pozza, c'è ancora? Sì, eccolo qua. Allora, anche questo, no, è un elemento, al di là naturalmente di quelli che sono poi i risvolti penali di quanto scoperto in questo caso specifico, in molti dicono che appunto questi sussidi in qualche maniera frenano, no, la ricerca di un posto di lavoro, cosa che magari in questo momento si sta ripercuotendo in maniera particolare su alcuni settori, come per esempio quello del turismo, con la stagione estiva ormai partita, che sta scontando appunto la notevole carenza di personale un po' a tutti i livelli, dalle strutture ricettive ai ristoranti ai bar. Sì, confermo, il reddito di cittadinanza ha avuto un ruolo sulla mancanza proprio di personale che non si trova. Perché? Perché conviene stare a casa con 700-800 euro, soprattutto in certe realtà del paese, tu vivi e magari col lavoretto nero ti aggiusti. Lì vede, è stato sbagliato tutto, perché se il reddito di cittadinanza si dava da gestire ai comuni e il comune erogava il contributo a sostegno di chi non aveva, di chi non ha disponibilità, e magari facendogli fare qualche lavoretto anche, perché abbiamo tanti comuni che hanno bisogno di manutenzione sulle strade, carenza di personale ce n'è anche nelle amministrazioni pubbliche. Purtroppo è così, abbiamo, direi, buttato via tanti soldi perché ci sono tante truffe da una parte, e dall'altra si è innescato un meccanismo che, ad esempio, noi avevamo tanti alberghi sia nelle spiagge che anche in montagna che si fornivano, tra virgolette, di manodopera che veniva dal meridione, ossia i collaboratori, i camerieri, i cuochi, eccetera. Adesso non ne trovano più. Perché? Perché non vogliono più venire su, perché non gli conviene, poi la vita qui è un po' più cara rispetto a giù, ma soprattutto perché con quel reddito lì, come dicevo prima, in certe parti vivi bene. Quindi noi purtroppo siamo un paese che sull'emergenza siamo bravi a intervenire tempestivamente, no? Ma poi alla fine non mettiamo le regole, non facciamo le verifiche, o quando le iniziamo a fare però la truffa ormai è già partita. Ecco Pozza, lei ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione di Mirabilia, questa rete delle camere di commercio dei territori siti UNESCO che si terrà a fine mese a Castelbrando, Cison di Valmarino, ha detto insomma a margine che è necessario cambiare insomma e riaprire quelli che sono i flussi migratori proprio per far fronte a questa carenza di personale e di manodopera. È questa secondo lei quindi la strada per riuscire in questo momento a far fronte alla problematica delle imprese? E non ci sono altre strade, perché la popolazione italiana sta sempre più calando. I nostri figli, la maggior parte, i genitori li mandano su indirizzi non tecnici, professionali, ma insomma laureati o altro, perché un genitore ambisce al massimo ed è naturale che sia così. E dall'altra parte non abbiamo cosa? Le imprese, quando non hanno dipendenti, devono rallentare la produzione o dare un cattivo servizio in alberghi o nei ristoranti. Basta muoversi in qualsiasi posto, ma non solo nelle spiagge, ma anche nella nostra città o nei nostri paesi, cercasi personale.
Io non capisco perché non si prenda in mano questa situazione, perché basta parlare con chiunque abbia un'attività a queste problematiche. E non è solo un problema qui nostro, è un problema in tante parti del paese, anche in meridione. Io conosco, ad esempio, ho incontrato la settimana scorsa degli imprenditori siciliani che producono olio d'oliva, hanno dovuto lasciare le olive a marcire perché non avevano personale per tirare giù le olive. Pensi lei, tu non sei, ad esempio qui parlo ad esempio di Bronte, dell'Etna, quindi siamo in pendenza, quindi non puoi fare una raccolta meccanizzata. Ecco, abbiamo anche lì questi fenomeni. Purtroppo questa è la realtà. Ecco, è questa solo o c'è anche qualcos'altro? Pozza, un'ultima domanda, poi la lascio andare perché so che ha anche un impegno. Ma la pandemia non è che ha cambiato anche il modo di porsi nei confronti del lavoro, dei tempi di vita, dei tempi di lavoro da parte di tanti giovani che ora magari hanno cambiato prospettiva, non vogliono fare certi lavori o sono meno, diciamo, propensi a lavorare così come era prima. Può essere anche questo, secondo lei? Ma credo in piccola parte. Guardi, il problema sta che c'è tanta disponibilità e tu quando hai tanta offerta ovviamente puoi scegliere se andare per un mese, per 6 mesi o stare lì per anni, e questo è uno degli elementi. Poi l'altro elemento, e qui sicuramente mi attirerò l'ira di qualcuno, è che non c'è più fame. La mia generazione andava, finita la scuola, andava a fare la stagione, c'era questa voglia di riscatto, questa voglia per comprarsi il motorino, eccetera. Adesso gli è tutto dato ai nostri figli, no? Cioè una volta tu avevi la carta di credito quando andavi a lavorare avevi il conto, adesso gli danno la carta prepagata, no? E dopo a fine settimana gli fanno la ricarica, però tu devi dare a un ragazzino 10 euro in mano e quando li ha spese capisce che non li ha più. Se invece continui a dargli la carta di credito ricaricabile non capisce il valore del denaro, il valore della moneta, i sacrifici. E purtroppo è così. Io, guardi, ho incontrato la settimana scorsa degli imprenditori della distribuzione, ha messo fuori un cartello che cercavano salumieri, non ne trovano, ha messo cerco personale, ne trovano, si sono presentati con i genitori, però chiedendo di non lavorare il sabato o la domenica, chiedendo in sostanza meno sacrifici in orari di divertimento o di riposo. Cioè, se questo è il futuro, ragazzi miei, la vedo molto molto dura e quindi dovremo, da una parte c'è anche questo, ma dall'altra, come dicevo, dovremo supplire a cosa? A manodopera che non sia manodopera italiana, perché questa è la realtà. Sfido chiunque a dimostrarmi il contrario. Io la ringrazio per essere stato con noi, Mario Pozza, le auguro naturalmente buon lavoro, grazie, un saluto al Presidente di Unioncamere del Veneto. Grazie mille. Allora noi continuiamo a parlare di reddito di cittadinanza perché è stato questo il tema del sondaggio, del nostro sondaggio lanciato nel corso dei nostri telegiornali di ieri sera e del quale durante la trasmissione Ring vi abbiamo mostrato il risultato, un risultato per alcuni versi scontato, per altri un po' meno. Vediamo quindi se con l'aiuto della regia e della grafica riusciamo a vedere come vi siete espressi voi telespettatori. Ebbene, cancellare il reddito di cittadinanza era il quesito al quale vi chiedevamo di rispondere. Ecco, l'88,1% dei telespettatori che hanno chiamato ha detto sì, l'11,9% ha detto no, si è espresso per il no, e questo quindi già la dice lunga su come la si pensi nel nostro territorio relativamente a questo provvedimento. Ma ieri sera a Ring si è parlato anche di difficoltà economiche non solo nei nostri territori ma anche nel continente africano. Ferdinando Avarino, il nostro vice direttore, ha infatti intervistato padre Giuseppe Cavallini, direttore della rivista Nigrizia, che si occupa appunto delle problematiche del continente africano, dove gli effetti della guerra in Ucraina sono già devastanti, con carestie e fame. Sentiamo. Il fatto che sia scoppiata la guerra è stato davvero devastante, perché da noi
come ben sappiamo, ecco, Draghi ha chiesto di ridurre un po' il consumo dell'energia, magari raffreddando meno durante l'estate le nostre stanze. Laggiù ha significato entrare in un clima di siccità, di carestia e adesso di fame, perché le ultime dichiarazioni delle Nazioni Unite parlano di addirittura tutto assieme 35 milioni di persone a rischio di fame e quindi di morte. 35 milioni. 35 milioni, di cui 17 milioni nel Corno d'Africa ed il resto nei paesi del Sahel. E poi c'è da aggiungere anche Mozambico e Madagascar, che pure hanno cominciato a vivere una situazione di carestia tremenda, ecco, soprattutto nel Madagascar del Sud. O si sblocca questa situazione, il Kenya riceveva il 70% del fabbisogno, diciamo, di pane. Ormai il pane sta diventando il cibo staple food, il cibo fondamentale per molti di questi paesi, ecco. Quindi la Libia, l'Algeria, la Tunisia hanno tutte sofferto la stessa situazione e finché rimarrà questo blocco il rischio di fame sarà fortissimo. Arrivano i missionari e mi dicono che hanno già cominciato anche a morire, soprattutto in Etiopia. Io sono stato 30 anni in Etiopia e lo so cosa succede a morire i bambini. E come sappiamo è la solita categoria iniziale, poi arrivano le donne, gli anziani e infine gli adulti, insomma, ecco, questa è la situazione. Chiaramente questo porterà a nuovi abbandoni della propria terra verso l'Europa e l'Italia in particolar modo, immagino. Rischiamo davvero di ritrovarci in brevi anni con delle invasioni che nessuno sarà capace di colmare, di bloccare, perché ci vorranno politiche del tutto diverse. Purtroppo abbiamo anche un'Europa che, come ben sappiamo, non riesce a trovare una modalità unica di intervenire né nel conflitto né nei confronti di questo continente, anzi ancor meno. L'unica roba che gli interessa, un'altra cosa che diciamo su Nigrizia, è che vengono in cerca di sfruttacchiare gas e petrolio da questi paesi. Ecco, questa quindi un estratto dell'intervista che è stata effettuata ieri sera da Ferdinando Avarino nel corso di Ring, appunto andato in onda ieri sera. Vediamo ora una notizia relativa ai dati dei contagi in Veneto, contagi da Covid-19, è arrivato il consueto bollettino regionale. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.448 nuovi casi, un dato in leggera crescita rispetto al trend dell'ultima settimana, che risente comunque come sempre anche dei tamponi che si sono come dire trascinati nel weekend. Rimane ancora pesante il bilancio delle vittime, perché nelle ultime 24 ore in Veneto si registrano 15 decessi. I dati clinici sono comunque in discesa per quanto riguarda gli attualmente positivi, complessivamente sono 35.644, negli ospedali sono ricoverate oggi 636 persone in area non critica, 14 meno rispetto a ieri, mentre 38 sono ricoverati, uno in meno, nei reparti di terapia intensiva. Ed ancora cronaca, ora ritorniamo nel Trevigiano, perché la Guardia di Finanza ha individuato 2 laboratori tessili abusivi, appunto uno a Quinto, l'altro a Zero Branco. In un caso è scattata anche la denuncia per combustione illecita di rifiuti. Laboratorio tessile allestito abusivamente nel garage di casa, gli scarti di lavorazione bruciati all'aperto. Doppia denuncia alla Procura della Repubblica per un imprenditore cinese quarantenne di Quinto di Treviso accusato di violazione delle norme antincendio e di combustione illecita di rifiuti, la cosiddetta norma a terra dei fuochi. Scenario analogo, quello di un laboratorio tessile ricavato da un connazionale nello scantinato, anche a Zero Branco.
Nell'ambito del controllo del territorio abbiamo individuato questi due laboratori che erano situati all'interno di cantine e garage di due abitazioni ad uso residenziale e quindi li abbiamo sottoposti a sequestro in quanto erano privi delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi del lavoro. Nei due seminterrati, entrambi di circa 200 metri quadrati, non c'erano aerazione e uscite di sicurezza. Gli estintori erano privi di manutenzione, gli impianti elettrici non erano a norma e i fili penzolavano sulle postazioni dei lavoratori. I finanzieri trevigiani hanno posto sotto sequestro 35 macchinari per la lavorazione dei capi d'abbigliamento e 300 kg di rifiuti smaltiti illecitamente. A Quinto anche una porzione di terreno di circa 50 metri quadrati. Abbiamo individuato e sottoposto a sequestro un'area adiacente al laboratorio tessile che era destinata alla combustione degli scarti delle lavorazioni e in questo modo si evitava di procedere al corretto smaltimento dei rifiuti. Area di cui il comune di Quinto ha imposto con un'ordinanza la bonifica. I due imprenditori cinesi che avevano in appalto lavori da imprese locali avevano assunto regolarmente ciascuno dei propri 4-5 dipendenti che vivevano ai piani superiori delle due abitazioni finite nel mirino dei finanzieri e degli uffici tecnici dei rispettivi comuni. I locali dopo il sequestro non hanno più riaperto e quindi sono stati tolti dal mercato due esercizi che di fatto agivano in modo totalmente scorretto e sleale a discapito di operatori che operano correttamente rispettando quelle che sono le normative. La collanina in oro strappata mentre balla alla festa studentesca in discoteca, aggredito un giovanissimo. I carabinieri indagano su quanto accaduto l'altra notte a Spresiano. Gli hanno strappato la collanina e dato un ceffone, poi si sono dileguati fra la folla presente nella pista da ballo. I carabinieri della compagnia di Treviso stanno indagando su due episodi che hanno coinvolto due minori presso la discoteca Odissea di Spresiano nella tarda serata di sabato scorso. Gli episodi sono accaduti durante una festa studentesca nel giardino estivo del locale, a loro esclusivamente dedicato, mentre nelle sale interne i clienti divisi dall'esterno trascorrevano la serata per seguire un altro spettacolo senza essere coinvolti in fatti analoghi. Nel pieno della festa studentesca, verso l'una della notte, un giovanissimo che si trovava in pista a ballare sarebbe stato affrontato da alcuni giovani che gli avrebbero sottratto la collanina in oro che portava al collo e dopo averlo colpito con uno schiaffo gli avrebbero sottratto anche il telefono cellulare che teneva in tasca. Nonostante il tempestivo intervento della security, che dispone di 30 addetti alla sicurezza, le ricerche degli autori della rapina sono rimaste senza esito. Prima o poi qualche responsabile di queste azioni verrà preso, consegnato alle forze dell'ordine, come è giusto che sia. Questo tipo di rapine fra i giovani sono in aumento, il reato è grave e gli autori forse non se ne rendono conto. Chi strappa dal collo di una persona una collana commette il reato di rapina e non quello più lieve di furto con strappo. Sempre durante la festa ai carabinieri è stato inoltre denunciato il furto ad opera di ignoti ad un secondo minorenne a cui era stato rubato il portafoglio che conteneva documenti personali e qualche decina di euro. Il gestore dell'Odissea, Giannino Venerandi, però non ci sta a far passare il suo locale come poco sicuro. Essendo degli atti molto veloci, non è facile individuarli. Anche con il nostro servizio di telecamere non sempre si riesce. I nostri clienti sono sempre avvisati di stare attenti agli effetti personali. Purtroppo può accadere che qualche malintenzionato possa approfittare dei più deboli o disattenti. Fatti così possono accadere ovunque, conclude Venerandi. Nel nostro locale siamo super organizzati sia per l'assistenza sanitaria che sul fronte della sicurezza all'interno e all'esterno del locale. E a Venezia riesplode il problema Movida, nel mirino soprattutto tour alcolici, adii al celibato, ma anche imbrattamenti e smaltimento di bicchieri e bottiglie.
Il post-pandemia ha riportato in primo piano i problemi della vita notturna veneziana. Durante i servizi di controllo degli ultimi 2 fine settimana, la polizia locale ha multato 27 persone e ne ha denunciate 5 per disturbo della quiete pubblica. Gli interventi in Campo Santa Margherita e a Rialto. Ad agenti di polizia locale, polizia metropolitana, polizia di Stato e carabinieri è stato anche affiancato personale in motoscafo per scoraggiare e contrastare i cosiddetti barchini della Movida. Ma a Campo Santa Margherita e Rialto non sono gli unici centri della Movida veneziana. Fondamenta degli Ormesini e poco più avanti Fondamenta della Misericordia sono 2 lunghissime per l'appunto fondamenta, piene di locali, affollati sia di giorno che di notte, ma la sera, soprattutto dopo una certa ora, iniziano i problemi. Ci sono anche tanti veneziani indubbiamente, ci sono studenti, stranieri, ma la maggior parte è sabato e domenica è tutta gente che viene a Treviso, Vicentini, Padovani, solo che finché viene gente diciamo a alto livello bene, ma quando vengono come l'altra sera, sabato sera, a sfregiare questa città con sti nubilati ribati. Sono maleducati perché sono 2 generazioni che non insegnano l'educazione ai ragazzi e questo è un problema di fondo, mica solo di Venezia, Fondamenta Ormesini, in generale. A lei personalmente è mai capitato di dover fronteggiare una situazione antipatica, vale a dire delle persone che facevano confusione qua davanti? Per cui... Assolutamente, succede anche questo, soprattutto di sabato perché si è molto frequentato da tanti feste tipo di annobilato oppure di accelibato e quindi si crea parecchia confusione. Altro problema è lo smaltimento di bicchieri e bottiglie che in sovrabbondanza ricoprono la mattina seguente le aree della Movida. Ci sono poi gli imbrattamenti dei muri, quello della Basilica del Redentore è solo la punta dell'iceberg. D'intesa con l'ANCE, la soprintendenza, l'associazione Masegni e Nissioeti ha proposto al comune una campagna di sensibilizzazione nelle scuole. Io ricordo sempre che a Venezia che scrivi su un muro o che scrivi sulla chiesa del Redentore vai in penale lo stesso. Quindi ricordo che ognuno deve essere responsabile di quello che fa. Che scrivi su un muro o che scrivi sulla chiesa, tu sei già, quando scrivi qui a Venezia sei già in denuncia penale. Ecco, ora cambiamo argomento, andiamo in montagna, andiamo nel Bellunese perché vedo che si è collegato Alex Barattin, delegato del soccorso alpino di Belluno. Buongiorno Barattin, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, abbiamo visto che nonostante diciamo, la stagione estiva non sia ancora proprio ufficialmente cominciata, negli ultimi 2 fine settimana, complici anche le alte temperature che ci sono state in montagna, insomma c'è stato parecchio afflusso di persone e soprattutto ci sono stati davvero tanti interventi che hanno richiesto appunto, tanti incidenti che hanno richiesto il vostro intervento. Che raccomandazioni volete fare? Ecco, sì. Diciamo che il fine settimana è stato intenso, favorito poi dalle condizioni meteorologiche che erano fantastiche e quindi il caldo estivo che si fa sentire in modo repentino in questi giorni ha fatto spostare molta gente in montagna. Noi chiediamo di fare attenzione alle solite raccomandazioni che alle volte si dimenticano. In questo periodo dell'anno la montagna è ancora anche in parte una montagna invernale, dove possiamo trovare neve sopra i 2000 metri e nei canalini anche fino a 1600-1800 metri. Quindi bisogna avere con sé le dotazioni invernali per poter frequentare quei sentieri dove abbiamo ancora la presenza di neve e ghiaccio. Non dimentichiamo che la notte le temperature diventano rigide e comunque il fondo si ghiaccia. Quindi chiediamo di fare particolare attenzione in tutti quei tratti dove trovate ancora la neve oppure nella mattina presto dove c'è la presenza di ghiaccio magari nascosto dalla vegetazione bassa, quindi fate molta attenzione. Ecco, gli interventi che avete effettuato soprattutto in quest'ultimo fine settimana, da che cosa sono stati determinati? In prudenza diciamo oppure effettivamente ci sono state delle ragioni più serie o ci sono ancora molti sprovveduti tra virgolette che affrontano la montagna senza la dovuta attenzione e le dovute naturalmente i dovuti equipaggiamenti? Diciamo che non si può fare di tutto in erba un fascio, no? Chi va in montagna lo fa perché vuole trascorrere una giornata in serenità e tranquillità, in un ambiente incontaminato. Certo che la montagna ha dei rischi oggettivi
che non si possono togliere, no? Rimangono, e quindi chiediamo alla gente che ci viene a trovare di fare attenzione. La superficialità anche su una gita banale può diventare veramente un problema importante, quindi chiediamo di fare attenzione al materiale, avere un materiale adeguato per fare l'escursione, una pedula che tiene la caviglia, anche perché sono le prime camminate, quindi non abbiamo quell'allenamento stagionale magari verso fine stagione, quindi chiediamo alle persone che ci vengono a trovare di avere questi accorgimenti nell'avere uno scarpone che tiene la caviglia e aiuta poi anche la camminata nella seconda parte della mattinata. Chiediamo di rientrare nel primo pomeriggio, di non protrarre la gita fino a sera inoltrata, perché poi il rientro se non abbiamo un buon allenamento diventa difficoltosa, e soprattutto con i bimbi non hanno lo stesso allenamento che hanno i grandi, quindi tariamo la gita sulle persone meno ambienti al territorio montano. E tutto questo vedrete che poi, se gestito in un modo accurato, vi trovate in rifugio attorno a mezzogiorno, all'1, e già alle 2 alle 3 rientrate, e quindi vi trovate in una situazione consona per la gita che avete programmato. Oggi vedete alle mie spalle ci sono azioni comuliformi, probabilmente non farà temporali per un paio d'ore, ma sicuramente verso le 5, le 6, 7 di sera qualche temporale lo fa, e lì, se non abbiamo l'attrezzatura, ci troviamo poi in difficoltà. Quindi informarsi sempre anche sul meteo previsto nella giornata nella quale si vuole effettuare l'escursione, perché sappiamo che in montagna poi il tempo cambia anche molto rapidamente e molto frequentemente, quindi magari si parte con il sole, ma poi non è detto che rimanga così per tutto il giorno. Certo, questa è una cosa fondamentale, una cosa importante. Se venite in Dolomiti, che sono bellissime, però sono bellissimi anche i nostri piccoli paesini, con i locali, le abitazioni storiche. Quindi scegliete sempre anche una via alternativa, perché se la giornata è brutta è inutile forzare la mano. Ci sono delle gite che potete fare anche a bassa quota attorno ai paesi, che sono veramente fantastiche, vuoi il museo, vuoi l'aspetto storico, e la giornata diventa una bellissima giornata anche se non andiamo in quota. Questo è una cosa da tenerne in considerazione. Certo, quindi non intestardirsi per forza a voler fare l'escursione se non ci sono le condizioni per poterla fare in sicurezza. Sul fronte assicurazione, Barattin, so che questo è anche un punto sul quale lei spesso insiste, no? Perché poi magari se ci si trova in difficoltà, ci si fa male, si deve essere recuperati, può anche essere un problema di tipo economico, no? Perché questi interventi possono essere anche molto costosi. Sì, diciamo che gli interventi sia di carattere sanitario che di carattere non sanitario, secondo una delibera regionale, comportano una compartecipazione alla spesa. Quindi chiediamo a tutti gli escursionisti, come abbiamo l'assicurazione per la macchina, per quando andiamo a sciare, che adesso è diventata obbligatoria, chiediamo di avere questa assicurazione che può coprire eventuali costi. Questo è un deterrente, no? Perché magari alle volte non si chiama perché si ha paura anche di affrontare una spesa, però ricordiamo che è un investimento fare un'assicurazione, deve essere quel qualcosa in più che abbiamo in tasca, che in caso di necessità, perché può capitare a chiunque di star male, di avere la giornata no, e quindi di dover chiamare. Quindi non preoccupatevi di non avere l'assicurazione, ma facciamola l'assicurazione. In zona abbiamo la Dolomiti Emergency, come abbiamo il CAI o tanti altri tipi di assicurazioni anche private, la stessa assicurazione della casa magari che abbiamo tutti quanti ci copre anche le spese di recupero. Bisogna guardare bene l'assicurazione o chiedere al nostro assicuratore, però diventa fondamentale ormai al giorno d'oggi avere anche questo tipo di dotazione, come avere nello zaino il kit di primo soccorso. Ecco, nelle immagini che abbiamo visto ora abbiamo visto insomma degli interventi particolarmente impegnativi di recupero, ma non sono solo questi naturalmente quelli che vi impegnano. Molto spesso ci sono anche degli interventi magari più semplici, frutto di una banale scivolata, di una storta ad una caviglia, che però magari richiedono anche questi, no, il vostro intervento, e possono essere quelli magari della passeggiata più semplice che si fa con la famiglia. Certo, allora in montagna la differenza nasce un po' dal codice sanitario e dal codice che dà il soccorso alpino, no? Spesso una caviglia viene considerato un codice basso a livello sanitario perché non crea nessun problema, però se quella stessa caviglia ci troviamo a 2000 metri in tardo pomeriggio, per noi diventa un codice alto di gravità. Non
tanto perché la persona sta male, ma quando perché il rischio evolutivo che quella persona rimane in ambiente deve essere evacuata in tempo corretto. E quindi vedete che l'aspetto sanitario e l'aspetto di evoluzione sanitaria sono due cose diverse. In montagna le cose diventano più difficili, anche la stessa caviglia, che è una banalità, non ti permette più di ambulare e quindi di scendere in autonomia. Ecco che deve arrivare una squadra via terra, se c'è brutto tempo, o via aerea con un elicottero. Capite che impegnare un elicottero per una caviglia ci sta, perché il rischio evolutivo può esserci ed è importante, però togliamo le possibilità di salvavita, perché ricordiamo che l'elicottero è un mezzo salvavita e va utilizzato nei casi con codice rosso, quindi dove serve veramente per salvare la vita alle persone. Anche la caviglia può diventare un rischio evolutivo importante, però chiediamo di fare attenzione, e qui un appello ad avere la consapevolezza del terreno che andiamo a frequentare durante le nostre gite. Certo, senz'altro, quindi sono tutte indicazioni molto, molto importanti da tenere presenti anche in vista insomma, delle prossime festività. Tra poco ci sarà anche il ponte del 2 giugno e se insomma rimangono queste temperature immaginiamo che sicuramente molte persone frequenteranno la montagna. Ci sono poi le festività tradizionalmente diciamo care ai turisti soprattutto tedeschi ed austriaci, che immagino si riverseranno anche nelle Dolomiti per quanto riguarda appunto l'ascensione e Pentecoste, per cui insomma sono consigli importanti da tenere presente. Di lavoro ne avrete da fare, speriamo di no naturalmente, ma... Certo, io volevo fare un piccolo ricordo, no? Magari ne parliamo poche volte. L'uso dei droni ultimamente è diventato di uso quotidiano anche da parte di chi non è così formato per poterli utilizzare. Il drone permette di fare dei video in montagna e di poter visionare i luoghi dall'alto. Ricordatevi che il drone è quel mezzo però che può diventare un pericolo per un eventuale elicottero che può arrivare. Quindi fate attenzione, appena sentite un rumore di un rotore di un elicottero, la prima cosa che dovete fare è andare a terra con questi droni. Fate attenzione perché può diventare un problema di sicurezza veramente importante. Ecco, senz'altro, questo è un appello davvero, davvero importante, ma vi capita spesso insomma, di trovare dei droni in condizioni insomma, di sorvolo mentre state per andare a fare un intervento? Ormai il drone è diventato è come una macchina fotografica, no? Ormai hanno un costo relativamente abbordabile un po' da tutti e quindi si riesce ad acquistare nel supermercato anche vicino a casa. Però noi chiediamo a queste persone che utilizzano i droni di farsi un attestato, di capire quali sono le problematiche dell'utilizzo di quel gioco, che può essere anche un gioco molto bello, però può diventare un problema veramente importante laddove va a impattare contro il rotore di un elicottero o contro la carlinga dell'elicottero. Quindi fate attenzione. E sui social, sul web trovate parecchi video che spiegano come utilizzarli e soprattutto fatevi i patentini, anche se con i mezzi sotto i 250 grammi non è obbligatorio, ma noi consigliamo comunque di acquisire questi attestati. Certo, grazie davvero Alex Baratin, delegato del Soccorso Alpino di Belluno. Una buona giornata, grazie. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, buone gite. Grazie, buone gite davvero, un saluto, grazie. Noi ora continuiamo con la cronaca e andiamo a Bassano del Grappa perché è successo di nuovo, è successo ancora di nuovo una macchina sul ponte degli Alpini. Dopo il gruppetto di anziani che un mese fa aveva attraversato il ponte in macchina, nella notte tra venerdì e sabato scorsi un giovane si è avventurato sul monumento nazionale. La spiegazione che ha dato alla polizia locale lascia davvero a bocca aperta. Sentiamo. È passato un mese da quando una comitiva di anziani in visita a Bassano ha imboccato con l'auto il Ponte Vecchio, trovando pure il tempo per scattare qualche fotografia. E l'altra notte il monumento nazionale è stato nuovamente teatro del passaggio di un veicolo. Verso le 3 della nottata fra venerdì e sabato un giovane della zona è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del ponte mentre transitava con la sua Volkswagen proveniente dal centro città e diretto verso Angarano.
Purtroppo un soggetto nella tarda serata di venerdì, anzi sabato mattina presto, è transitato sul ponte compiendo numerose infrazioni. L'automobilista ha messo in fila una serie di infrazioni, compresi 2 passaggi in ZTL, il transito sul ponte, via Angarano in contromano, e ha espletato impellenti bisogni personali in piazzetta Guadagnin. Il conto da pagare è piuttosto salato e supera di parecchio la quota dei 500 euro. Già sabato nel primo pomeriggio gli sono state notificate 5 sanzioni, per cui 2 di ZTL, una per il passaggio sul ponte, una per il contromano in via Angarano e una per aver fatto i suoi bisogni in piazzetta Guadagnin. Resta da capire il perché di questa notte brava. Sentite come ha motivato l'automobilista le sue infrazioni al comando della polizia locale. In maniera ingenua ha detto che è stata una delusione amorosa a portarlo a compiere questi gesti. Impedire il passaggio sul ponte di altre auto è virtualmente impossibile perché va lasciato lo spazio per il transito di eventuali mezzi di soccorso. Però l'assessorato sta lavorando per inserire nei regolamenti comunali una norma durissima per bacchettare emulatori, sbadati e altre vittime di delusioni d'amore. Non riusciremo a impedire il passaggio se proprio uno ne vuole, ma le sanzioni dovranno essere adeguate a quello che è il gesto contro il nostro monumento nazionale. Torniamo ora a Venezia con la protesta di Greenpeace per lanciare un grido d'allarme e denunciare i principali responsabili della crisi climatica. È la colorata manifestazione di protesta messa in scena stamane da Greenpeace a Venezia per denunciare come le principali aziende petrolifere e del gas in Europa sfruttino pubblicità e sponsorizzazioni per distogliere l'attenzione dalle loro responsabilità nella crisi climatica, dicono i manifestanti, che minaccia la stessa esistenza di città come Venezia. Città come Venezia sono in pericolo a causa dei cambiamenti climatici, quegli stessi cambiamenti climatici che sono causati principalmente dalle aziende del petrolio e del gas, come Eni, Shell, Total Energies e Repsol. Siamo qua per denunciare l'inganno di queste compagnie, il loro tentativo di greenwashing, di sembrare più sostenibili e più attente all'ambiente di quanto sono, e per chiedere all'Unione Europea una legge che vieti una volta per tutte le sponsorizzazioni e le pubblicità delle aziende responsabili della crisi climatica. Spostandosi in barca tra i canali, volontari e volontarie si sono posizionati di fronte ai luoghi simbolo come Piazza San Marco e il Ponte dei Sospiri, inscenando l'ultimo tour prima che la città venga sommersa dall'acqua. Questa non è una semplice provocazione, hanno concluso i manifestanti, ma un grido d'allarme per il destino della città e una denuncia dei principali responsabili della crisi climatica. E gli ambientalisti hanno scritto al presidente del CIO a Losanna a proposito delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dito puntato su mancata trasparenza e approssimazione sulle attività prodromiche ai Giochi Olimpici. Dire che gli ambientalisti di Italia Nostra, per Altre Strade Dolomiti, Gruppo Parco Cadore e Comitato Civico Cortina siano sul piede di guerra ormai è un eufemismo. Sulle attività legate alle Olimpiadi Invernali 2026 chiedono trasparenza e per farlo questa volta hanno inviato una lettera a Thomas Bach, presidente del CIO a Losanna. I nodi del contendere sono stati messi nero su bianco, dalla progettazione preliminare del rifacimento della pista da bob, già portata a termine ma ancora sconosciuta, alle valutazioni alternative già prospettate dal CIO stesso, dal villaggio olimpico previsto in una zona a rischio idraulico e del centro stampa, alla Medal Plaza fuori Cortina, in località priva di parcheggi e di ogni altro servizio, senza parlare dei ritardi, sui quali oggi però il presidente Zaia ha chiarito. Tutte le attività, le infrastrutture delle Olimpiadi sono assolutamente progettate, programmate e saranno realizzate, dopodiché c'è il contorno, ad esempio la viabilità, la variante di Longarone piuttosto che la variante di Cortina e altre opere che sono state messe in cantiere, come sono state messe in lavorazione, alcune vedranno la luce prima, altre a seguire, ma comunque tutto si porterà a termine. Insomma, le Olimpiadi si faranno anche se il concentrato di opere non sarà disponibile entro i tempi previsti. Cortina e la Valle del Boite si presenteranno all'appuntamento come un grande cantiere aperto, scrivono gli ambientalisti, con le immaginabili conseguenze sulla viabilità, sui giochi e sull'immagine stessa dell'Italia e del CIO. Quel che è certo è che resta massima l'attenzione sull'aspetto della legalità. Stiamo assolutamente portando avanti la massima collaborazione con le autorità preposte a vigilare, non ultima, anzi per prima con la DDA, e ne ho parlato anche con il procuratore dottor Cherchi,
perché comunque l'attenzione deve essere massima e soprattutto ci vuole la collaborazione dei cittadini. Difficile dire se questa lettera produrrà gli effetti sperati. Il clamore per i giochi non è solo quello auspicato di un grande rinascimento per la terra bellunese, ci sono anche le posizioni contrarie e gli ambientalisti non vogliono che cadano nel vuoto. Ed era questo l'ultimo servizio per questa nostra prima edizione dei TG. Io vi ringrazio per essere con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Subito dopo l'appuntamento con l'ULSS 2 si parlerà di screening per l'epatite C con il dottor Bonsembiante, responsabile del servizio prevenzione dell'ULSS 2, ed il dottor Scotton, primario delle malattie infettive dell'ospedale Cafoncello. Grazie per l'attenzione a tutti, un buon pomeriggio. Il meteo. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Benvenuti al meteo. Alta pressione in graduale ritirata sul nostro territorio, correnti umide atlantiche infatti causeranno una lieve instabilità. Il caldo fuori stagione rimarrà però la caratteristica principale. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 24 maggio evidenzia una situazione tranquilla ed infatti in mattinata sarà proprio così, con tanto sole. A seguire maggiore nuvolosità sulle zone montane e pedemontane con occasionali acquazzoni, poi rovesci più diffusi in progressiva estensione anche alla pianura centro-occidentale con minore probabilità sul resto della regione. Venti moderati in prevalenza da sud, temperature stazionarie, minime tra 13 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso con vento di brezza sostenuta. Sui monti possibilità di qualche isolato temporale nel corso del pomeriggio. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 27 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente sarà soleggiato, dal pomeriggio più nubi con fenomeni sparsi, localmente anche intensi. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 29-30 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Ben ritrovati in diretta, puntata di quest'oggi come sempre dedicata all'ULSS 2 Marca Trevigiana. Parliamo di epatite C, prevenzione, diagnosi e terapie. Lo faremo in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. Ho il piacere di avere in studio il dottor Erminio Bonsembiante, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Treviso. Buongiorno e ben trovato dottore. Il SISP, insomma quello che molti di noi hanno iniziato a conoscere purtroppo durante questa pandemia, e do il benvenuto anche al dottor Pier Giorgio Scotton, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive all'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno e ben trovato anche a lei. Buongiorno. Allora, come vi dicevo, parliamo di epatite C. Io comincio proprio con le domande dal dottor Scotton e le chiedo che malattia è. Allora, l'epatite C è una malattia infettiva dovuta al virus definito appunto dell'epatite C. Voi sapete che le epatiti possono trovare varie cause, tra cui anche le cause infettive, c'è quella alimentare, poi c'è che è quella l'epatite A, poi c'è quella l'epatite B, che è quella che è considerata tipicamente una malattia a trasmissione sessuale, anche se può essere associata a uno scambio di sangue e siringhe, almeno una volta, e poi c'è anche l'epatite C. L'epatite C è un virus che non si trova nell'ambiente, che non si prende con gli alimenti, è un virus che alberga solamente nell'uomo e si trasmette con una contaminazione del sangue, prevalentemente.
è nota ormai da diversi anni, e successivamente però le altre due epatiti, tanto è vero che inizialmente veniva considerata l'epatite non A e non B, che si manifestava soprattutto in quelli che ricevevano delle trasfusioni di sangue, poi successivamente è stata scoperta e allora è stato dato nome successivamente come epatite C. Successivamente a questa scoperta, che ormai risale agli anni 80, sono state scoperte anche altre epatiti, di cui anche ultimamente abbiamo la Delta, che costituisce un problema, e anche una nuova, che è un'epatite E, che è uguale all'epatite A. Per quanto riguarda la manifestazione di questa epatite, è una da pochissime manifestazioni acute, nel senso che uno l'acquisisce con determinati fattori di rischio che poi vedremo, però nella stragrande maggioranza non dà nessuna sintomatologia all'inizio. È una malattia che può evolvere molto lentamente nel tempo, si può evidenziare solamente facendo degli esami del sangue, quelli volti a determinare la presenza del virus o degli anticorpi, oppure vedendo se c'è un danno del fegato con il classico esame che tutti conoscete delle transaminasi, che di solito sono alterate tanto o poco. Anche se però si possono avere transaminasi normali in presenza del virus, perché le alterazioni possono essere fluttuanti nel tempo. Per cui nel corso degli anni poi questa malattia però può appalesarsi come? Può evolvere in epatite cronica e soprattutto si manifesta clinicamente quando diventa però molto avanzata, cioè con quadro di cirrosi, cioè quando il fegato è stato molto compromesso nel corso di qualche decennio. Senta dottor, le interrompo soltanto un momento, perché insomma purtroppo in questi giorni, in queste settimane abbiamo sentito spesso nominare questa malattia, quantomeno questo termine epatite, associandolo a questa misteriosa patologia dei bambini. Ci sono stati anche alcuni casi in Italia. C'è una correlazione con il tema di cui parliamo oggi, cioè l'epatite C, oppure sono completamente due patologie differenti? No, diciamo che questa è l'epatite acuta dei bambini, di solito sotto i 5 anni, che non ha niente a che fare con l'epatite C, tanto è vero che uno dei criteri per considerare valida questa malattia, insomma, dal punto di vista epidemiologico, è che sia stata esclusa anche un'epatite C, insomma, oltre che le altre epatiti che vi ho detto prima. È associata, non si sa ancora in maniera definitiva a che cosa, si pensa che sia associato ad infezioni virali di altro tipo, per esempio l'adenovirus, in cui si è visto che è presente in oltre il 60-70% dei casi. Ed è una malattia comunque, dice, perché le infezioni da adenovirus sono note da molto tempo, però insomma questa è una manifestazione nuova, perché sono epatiti anche di una certa severità e che evolvono rapidamente anche in insufficienza epatica, per fortuna in pochi casi. Però insomma sicuramente è una malattia nuova. Siamo un po' abituati in questi ultimi anni a vedere malattie nuove oltre al coronavirus, adesso c'è anche questa, per cui insomma adesso la stanno continuando a studiare a livello non solo italiano o europeo, ma a livello mondiale, insomma sono stati segnalati di casi, per cui è curioso vedere a che cosa può essere dovuta. Tornando a parlare di epatite C, dottor Scotton, abbiamo detto insomma, che i sintomi, quantomeno all'inizio, non ci sono, quindi insomma, è una patologia asintomatica e quindi particolarmente subdola, no? Esatto, infatti come dicevo prima c'è questa epatite che è lentamente evolutiva nel tempo, non in tutti i pazienti, ma in una grande maggioranza di pazienti, voglio dire, quindi se va oltre il 50% è quelli che avranno un danno importante nel tempo. Oltre il quadro finale, che è quello della cirrosi, come dicevo, dopo ci sono, quando c'è la cirrosi, è un fattore di rischio importante per lo sviluppo del tumore del fegato. Vi ricordo che i tumori del fegato sono uno dei tumori in crescita in questi ultimi anni anche nei paesi sviluppati come l'Europa e il Nord America. Però una cosa importante da ricordare è che l'epatite, questo è un virus che dà l'epatite, è stato definito come il virus dell'epatite C, però dà diverse volte anche manifestazioni che non sono esclusivamente del fegato, ma anche manifestazioni che vengono definite extraepatiche, perché si è visto che è associato a diverse manifestazioni reumatologiche, per esempio delle dermatiti tipo porpora agli arti inferiori, e quindi di quadri particolari che vengono definite come delle vasculiti, ma sono associati anche, è un virus anche questo un po' meno rispetto ad altri, ma anche oncogeno, che quindi favorisce anche alcuni tumori, non solo del fegato, ma anche al di fuori, per esempio alcune forme ematologiche come dei linfomi.
Tanto è vero che in questi casi l'ematologo, quando vede questi tipi di neoplasia, ci manda il paziente per essere trattato prima per l'epatite C, per vedere un attimo se si riesce a mettere sotto controllo l'altra malattia prima di iniziare una chemioterapia particolare. È facile da diagnosticare quindi, oppure insomma, può essere anche appunto confusa con altre patologie? Allora, intanto dal punto di vista clinico può non dare nessun disturbo, dal punto di vista della diagnosi invece ormai con gli esami microbiologici è una diagnosi particolarmente facile, eccetera. L'importante è fare un test di screening, che si tratta quello di cercare l'anticorpo. Ecco, una cosa interessante è che ci sono delle malattie in cui uno dice io vado a cercare, quando cerco l'anticorpo il virus non ci deve più essere perché l'anticorpo serve come difesa, mentre in questo caso l'anticorpo è presente contemporaneamente al virus presente nel sangue e anche nel fegato, come abbiamo anche in altre situazioni, a dire la verità. Con questo esame si va a cercare prima l'anticorpo, che deve sempre essere presente in caso di questa infezione. È un esame banalissimo che si fa in giornata, nel giro di poche ore, e in giornata abbiamo sempre la risposta. Però questo ci dice che c'è stata un'esposizione al virus. Sappiamo ormai che ci può essere anche la guarigione spontanea e naturale a questa malattia, che si ha non in tanti casi, ma insomma nel 15-30% dei casi il soggetto può guarire spontaneamente. Negli altri casi invece permane presente nel sangue circolante il DNA e l'RNA virale, per cui si va a cercare direttamente frammenti di questo RNA e si fa la diagnosi specifica di questa malattia. Un'altra caratteristica importante che dopo vedremo che risvolto potrà avere nel capire anche la terapia è che questo RNA circolante, che ovviamente viene rilasciato dal fegato, da questo fegato interessato dall'infezione, è che non va a integrarsi all'interno delle cellule del fegato e neanche in altre cellule in altri distretti. Questo ci fa capire anche che è possibile guarire definitivamente dall'infezione. Quindi rimane circoscritta? Sì, non va a integrarsi, quindi non va dentro il DNA delle cellule, perché questo vuol dire che quando c'è l'integrazione poi la terapia non permette mai di guarire definitivamente da un'infezione, come per esempio il virus dell'HIV purtroppo va a integrarsi nelle cellule, quindi noi lo controlliamo ma non riusciamo mai a eradicare e a guarire nessuno. L'epatite C e l'epatite B lo stesso, anche questo purtroppo va a integrarsi, per cui ci sono farmaci che ci permettono di controllare bene l'infezione, ma non riusciamo a dire è stato eradicato completamente, mentre per fortuna l'epatite C è una delle malattie in cui con la terapia breve, che poi vedremo, si riesce a guarire definitivamente il paziente. Allora facciamo un piccolo passo indietro, dottor Bonsebiante. Quali sono le modalità di trasmissione dell'epatite C? Ma la trasmissione dell'epatite C sono essenzialmente attraverso il sangue, quindi la persona deve avere una piccola ferita, anche molto piccola, e deve venire in contatto con sangue infetto. Ci sono state varie ondate nella storia di questa malattia di probabilità di infezione da parte delle persone. La prima ondata sicuramente attorno agli anni 50-60 riguardava persone che usava strumenti, ad esempio siringhe in vetro, tutti hanno memoria delle siringhe in vetro che venivano usate nelle case per somministrare i farmaci sostanzialmente, quindi c'era una trasmissione anche intrafamiliare di questo virus. Poi successivamente c'è stata una ondata che parte dagli anni 80-90 che è rappresentata dall'uso delle droghe iniettabili. Sia nel iniettare sia nel preparare la droga c'è la possibilità di infettare quanto poi verrà somministrato, e questo ha rappresentato una evoluzione nel meccanismo di trasmissione della malattia ed è ancora a tutt'oggi il modo più frequente di trasmissione sia in Nord Europa, sia negli Stati Uniti e sia in Italia. Poi c'è stato prima del 1992, cioè prima che venissero poste in atto misure per il controllo del sangue, c'è stata l'ondata delle trasmissioni attraverso le trasfusioni. Poi invece dopo il 92 sono stati messi in atto sistemi sia di controllo sia di sterilizzazione, in modo tale che
questo rischio è stato eliminato. Attualmente il grosso capitolo di trasmissione all'epatite C è rappresentato dall'uso di droghe. Seguito o di pari passo c'è anche la trasmissione in situazioni nosocomiali. Cosa intendo con questo? In situazioni di trattamenti sanitari, quando questi trattamenti non sono effettuati osservando le regole che devono essere osservate in tutte le pratiche sanitarie, per cui non ci deve essere la possibilità di trasmissione di malattie, perché l'epatite C si trasmette come l'epatite B, si trasmette come l'HIV, per cui una misura che viene adottata negli ospedali, nelle strutture sanitarie contro l'epatite C serve anche per le altre malattie che si trasmettono attraverso il sangue. Bisogna anche ricordare che è importante la trasmissione in tutte quelle pratiche traumatiche che vengono effettuate sul nostro corpo, come ad esempio l'effettuazione di tatuaggi. Ecco, infatti la interrompo solo un attimo, perché attraverso i nostri social ci sono arrivate alcune domande, alcune curiosità appunto che ci chiedono da casa, e ve ne leggo un paio. Ci chiedono se fare un tatuaggio può esporre in qualche modo al contagio. Mi sembra di capire di sì. Sicuramente, se questo tatuaggio viene effettuato in strutture non autorizzate e che non osservano le regole che devono essere osservate in questi casi qua, quindi la sterilizzazione degli strumenti sostanzialmente. Come si fa però a essere sicuri di questo quando si va magari a farsi un tatuaggio in qualche centro? È una questione di fiducia, cioè essere certi che il centro è serio. Tenga presente che noi tra poco inizieremo anche un controllo in questi centri che fanno tatuaggi. È mirato soprattutto al controllo delle sostanze chimiche che usano, perché ci sono dei prodotti chimici che non sono autorizzati e che a volte possono essere utilizzati da laboratori che non sono seri, ovviamente. Anche alcune particolari tonalità di colori, forse, che vengono iniettati per rendere ancora la sostanza chimica deve essere registrata e autorizzata, non possono essere usate prodotti chimici non sicuri. Però questo controllo sulle sostanze chimiche sarà un'occasione anche per un controllo delle pratiche igieniche utilizzate per prevenire la trasmissione di malattie trasmissibili attraverso il sangue sostanzialmente. Certo, quindi prestare sempre grande attenzione quando si decide di imprimere nella pelle a vita un disegno, una scritta, quando ci si fa un tatuaggio, avere grande attenzione e fiducia nei confronti del professionista al quale ci affidiamo. Ecco. Prego. Inoltre, importante come via di trasmissione sono rapporti sessuali con persone infette. Infatti le stavo per porre questa domanda, sempre che ci arriva da casa ci chiedono se avere rapporti sessuali con una persona affetta da epatite C può rappresentare un rischio di contagio. Sì. Non è frequente, però la possibilità c'è, soprattutto se ci sono rapporti sessuali traumatizzanti, e soprattutto mi riferisco al rapporto sessuale di sesso tra uomini sostanzialmente, perché rappresenta una probabilità maggiore di produrre delle ferite a livello genitale con possibilità di trasmettere il virus. Meno invece il rischio per rapporti eterosessuali, però non è da escludere. Certo. Ecco, un'altra via di trasmissione un po' importante è la trasmissione verticale tra madre e figli o figlia, nel momento del parto. Tenga presente che circa un 6% di neonati da madri positive possono aver contratto l'infezione. Ha anticipato un'altra domanda che ci è arrivata da casa, ci chiedevano se si può trasmettere dalla madre infetta al bambino durante il parto e se il padre può trasmettere il virus attraverso il concepimento, per esempio. Beh, no, questo no, ci deve essere il contatto con il sangue, cioè se il padre è positivo e poi il bambino ha una ferita e trasmette il suo sangue al figlio, sì, questo sì, però non attraverso il concepimento, assolutamente. Eventualmente potrebbe trasmettere la malattia alla madre. Certo. Lo chiedo a lei invece questo, dottor Scotton, sempre da casa ci chiedono se scambiarsi bicchieri, posate oppure condividere per esempio la stessa sigaretta, no?
Tra i giovani direi succede, assolutamente di con no. una Questo... persona affetta può essere un rischio. No, direi che, come diceva correttamente prima, le modalità di trasmissione sono abbastanza sovrapponibili tra la C e l'HIV, insomma. E queste malattie, diciamo, a livello di gestione anche del paziente domiciliare nella routine casalinga così, non sono stati documentati al di fuori di determinate pratiche, se c'è uno scambio di stringhe così, però nella vita normale non c'è mai stata una documentazione di una trasmissione intrafamiliare diversa, se non si trovano dei fattori di rischio particolari, specifici, insomma. Certo, insomma, magari quindi, tra giovani capita insomma, di scambiarsi il bicchiere. La lametta che è ovvio che se uno si fa con la barba, con rasoio, ecco, se sono delle strumentazioni, dei taglienti eccetera, che dopo devono essere contaminati da sangue, allora vabbè, però si va su casi limite che però non sono quelli che ovviamente determinano. Certo. Dottor Bonsembiante, parliamo del progetto di screening lanciato dalla Regione Veneto e insomma naturalmente accolto dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, perché insomma da qualche giorno i cittadini possono sottoporsi al test per l'epatite C gratuitamente, un'opportunità importantissima, fondamentale per fare anche diagnosi. Le chiedo insomma un po' in che cosa consiste il test e poi vediamo esattamente come è possibile prenotarsi. Allora, il test va a rilevare la presenza di anticorpi contro il virus dell'epatite C nel sangue. E sa che abbiamo detto che l'epatite C è come un iceberg, sostanzialmente. Le forme acute sono la punta, sono rare, le forme acute di epatite C corrispondono a quanto? Allo 0,05 per 100.000 persone in un anno, cioè sono proprio eventi molto rari le epatiti acute C. E invece il sommerso rappresenta circa da 0,5 all'1% della popolazione. Cioè, dallo 0,5 all'1% della popolazione può essere affetta, quindi il numero è di una certa consistenza. Però questo numero è tutto sommerso. Quindi ci serve uno strumento per riuscire a individuare queste persone, perché queste persone possono accedere a una cura, come è stato spiegato, che è efficace. Allora, come si fa? Qual è il sommerso che è tutta la popolazione? No, si va per fasi. In questo momento si è visto che il sommerso che più può dare dei risultati, la cui ricerca può dare risultati, è il sommerso che corrisponde alla popolazione che è nata tra il 1969 e il 1989. Allora in questa popolazione viene attuato lo screening che si farà attraverso un prelievo di sangue. La nostra azienda ha predisposto una modalità di screening, sostanzialmente si tratterà di un accesso libero, ma non vuol dire che la persona si presenta al punto prelievi e dice io adesso voglio farmi il test anti-HCV. In realtà dovrà prenotare il prelievo, perché il controllo del coronavirus ci ha insegnato che dobbiamo cercare di controllare gli accessi anche nelle strutture sanitarie. Allora quindi... adesso lei ci spiegherà esattamente come è possibile prenotarsi. Chiedo alla regia insomma, se ci danno una mano con le slide, perché proprio vi diamo qualche indicazione pratica su come effettuare la prenotazione e poi insomma potervi recare a fare lo screening. Da dove si parte, dottor Bonsembiante? La persona deve entrare nella pagina aziendale attraverso un motore di ricerca, basta che clicchi l'home page azienda ULSS 2 ed entrerà in questo sito. Andrà nella parte che riporta la scritta portale screening, oppure anche nella parte prevenzione dove viene individuato lo screening. Cliccherà sopra una di queste due parti e avrà di fronte l'immagine degli screening che vengono effettuati dalla nostra azienda. Ci sono gli screening oncologici e c'è lo screening per l'epatite C. Cliccherà sull'epatite C e si troverà di fronte il razionale, cioè la spiegazione perché è importante fare lo screening per l'epatite C, cos'è l'epatite C e come si accede allo screening, con la modalità di accesso sostanzialmente.
E avrà anche la possibilità di leggere tutto il materiale che abbiamo messo, certo, che è stato messo a avere qualche disposizione. informazione in più. Poi si procede così. Le modalità di accesso sono spiegate, quindi come qualsiasi altro esame deve prenotarlo e accedendo alla prenotazione degli esami può scegliere il punto prelievo dove fare l'esame. Quindi sono elencati diversi punti prelievo e le fasce orarie dove prevede di andare a fare il prelievo. Certo. Con questa prenotazione la persona sa che il punto prelievo sa che si presenterà a fare un prelievo, non sanno che si presenterà a fare il test per l'HCV. E allora in questo caso la persona dovrà portare con sé un documento che è obbligatorio, che è il documento del consenso informato, che fa anche da impegnativa sostanzialmente, dove la persona dovrà compilare il consenso con tutti i suoi dati e ci darà anche l'autorizzazione a utilizzare questi dati, perché il passaggio successivo sarà il fatto che se sarà trovato positivo dovrà essere contattato dai centri di secondo livello per iniziare il percorso di diagnosi e cura. Certo, ma intanto insomma questo è il percorso di prenotazione e lo ricordiamo, i cittadini nati tra il 1969 e il 1989 possono partecipare gratuitamente a questa campagna di screening sottoponendosi ad un esame del sangue che ricerca appunto la presenza di questi anticorpi senza il pagamento del ticket. E allora io chiedo a lei, dottor Scotton, perché fare questo test? Perché sottoporsi allo screening? Allora, tutto quello che abbiamo detto è una malattia che non dà nessun segno, però può dare dei problemi importanti sanitari a distanza. Abbiamo visto la cirrosi, abbiamo visto i tumori, abbiamo visto tumori anche non solo del fegato, eccetera. Perché impegnarsi su questo? Perché negli ultimi anni, ormai da 6-7 anni, sono venute fuori delle terapie particolarmente efficaci. È proprio questo che ha fatto spingere un attimino il legislatore a impegnarsi per dire è la possibilità di poterlo curare definitivamente. Infatti questo è un programma di screening, ma ricordiamo che all'interno di un tentativo di eradicazione della malattia a livello globale, quindi per carità a livello regionale e a livello nazionale. Proprio perché il virus, come abbiamo visto, vi dicevo prima, con il trattamento lo riusciamo a eradicare completamente dal singolo, quindi non è che possa venire fuori a distanza. E se questo lo amplifichiamo in tutti quelli che hanno l'infezione, noi riusciamo a eradicare la malattia. Come accedere? Allora, una volta che avete sentito che si fa lo screening, ci sono varie modalità, varie possibilità di risposta. C'è un test e risulta negativo, quindi il paziente dopo ha la possibilità di scaricarsi l'esame a domicilio, test negativo e finito tutto lì. Ma nel caso appunto in cui venisse trovato positivo, qual è il percorso? Poi può venire positivo con due modalità. Qui stiamo attenti, ecco, non voglio complicarvi la vita, perché si fa la ricerca dell'anticorpo e risulta positivo. Poi si fa contemporaneamente sullo stesso campione, quindi non è necessario fare un ulteriore prelievo, la ricerca del virus, perché come dicevo prima con l'anticorpo vuol dire che un paziente ha avuto un contatto, ma può essere guarito, oppure può essere anche già stato trattato in precedenza in altri momenti per l'epatite C, perché anche prima di questi farmaci nuovi c'erano dei trattamenti, oppure anche quei trattamenti attuali, perché ormai sono 6-7 anni che sono in circolazione. Quindi si fa la ricerca delle particelle virali nel sangue. Se è negativo si referta e il paziente potrà anche qui scaricarsi l'esame da solo perché trova anticorpo positivo, però non ha il virus, il paziente è guarito, quindi non ha più l'infezione, perché l'anticorpo, ricordo che una volta, anche se uno è guarito, rimane per sempre o per comunque diversi decenni. Il paziente poi, quello che ha veramente l'infezione, ha l'anticorpo positivo e nell'approfondimento, nella ricerca del virus circolante, lo troviamo positivo. In questo caso la microbiologia segnala di centri autorizzati al trattamento, che nel Trevigiano siamo noi, la gastroenterologia
mentre nella zona del Conegliano e Vittoriese di Pieve Soligo sono le medicine sia di Conegliano che di Vittorio, mentre il distretto di Asolo lo prendiamo in carico noi di Treviso come sempre malattie infettive e gastroenterologia. Il paziente verrà messo una nota nel referto, verrà scritto che il paziente verrà contattato a breve telefonicamente, perché lo inviteremo entro qualche giorno a una valutazione, una visita in cui dopo gli verrà fatto ovviamente l'inquadramento della malattia per capire quanto è evoluta nel tempo eccetera, e verrà date anche i ragguagli se il paziente vuole fare o no questo il trattamento con questi farmaci. Si può conoscere quindi lo stato di avanzamento poi successivamente della malattia? Come dicevo prima, è una malattia che va avanti nel corso di diversi anni e prima di arrivare alla cirrosi da tutto un quadro di interessamento epatico progressivo. Esistono, una volta si faceva la biopsia epatica, si andava a prelevare con un ago un pezzetto di fegato per vedere l'entità della fibrosi, veniva chiamata, e l'entità dell'infiammazione. Adesso esiste uno strumento tipo un ecografo che si chiama FibroScan, che ci dà l'idea della durezza del fegato, quanto ha sofferto in questi anni, e noi riusciamo a dire se è in una fase 0, uno stadio 0, che sarebbe fegato ancora a posto, oppure 1, 2 o 3 o 4, che corrisponde alla cirrosi con varie gravità. Quindi lo possiamo classificare anche nelle posizioni intermedie. Questo è importante e non tanto per la scelta della terapia, ma soprattutto per il discorso di seguire il paziente poi successivamente alla terapia, perché noi sappiamo che con i farmaci guariscono quasi tutti, se non tutti, se non per difficoltà di sopportare il trattamento, che però è un trattamento estremamente ben tollerato. Però i pazienti che hanno una malattia molto avanzata devono essere seguiti anche successivamente alla guarigione, proprio perché la cirrosi può comunque, non è che regredisca completamente, ma continua a costituire un fattore di rischio per la comparsa di tumori. È come uno che ha fumato, il polmone è a rischio di sviluppare tumore anche se uno smette di fumare anche successivamente. E quindi il paziente viene seguito in questa maniera. Per questo è importante scoprire la malattia nelle fasi iniziali, perché se uno viene scoperto in questa fase iniziale in cui il fegato ha sofferto poco, poi non è più necessario fare nessun controllo successivamente. Rimane però una possibilità sicuramente da dire, che il paziente è guarito grazie al trattamento dell'epatite C, però rimane sempre, ricordiamoci, suscettibile a riprendersi la malattia. Questo è un problema per esempio per chi fa uso di sostanze endovenose, che viene curato, però va seguito successivamente, soprattutto perché può riprendersi di nuovo il virus, che anche lì non vi ho detto prima, ma esistono quelli che vengono definiti genotipi diversi, esistono vari tipi, sono almeno 6 i gruppi di virus dell'epatite C che conosciamo, quindi può riprendersi lo stesso o anche genotipi diversi, e quindi si ripete il trattamento finché si spera che poi il paziente viene curato definitivamente. Certo. Dottor Bonsemiante, mi corregga se sbaglio, leggevo che sono circa 1.300.000 all'incirca i cittadini del Veneto che fanno proprio parte di questa fascia d'età, quindi nati tra il 1969 e il 1989 e che quindi hanno diritto allo screening gratuito. In questi primi giorni, insomma, in cui avete iniziato a lanciare questa campagna, come sta andando? C'è un po' di sensibilità in più da parte dei cittadini? Beh, noi abbiamo messo a disposizione una mail che è info@epatitec@ulss2.veneto.it, dove le persone possono chiedere informazioni sullo screening, e poi abbiamo messo anche un telefono dedicato. Ad oggi, in questi 2 o 3 giorni, abbiamo ricevuto circa una quindicina di mail e una quindicina di telefonate ogni mattina, perché siamo attivi dalle 9 a mezzogiorno con queste, e c'è 2 persone che rispondono alle domande, insomma. E si sono già presentati nei punti prelievo a fare il test. Stiamo aggiustando perché siamo nella fase iniziale, per cui qualche cosa da aggiustare c'è, ma stiamo aggiustando anche il tiro e stiamo mettendo a punto il percorso in modo che sia
lineare, insomma, sostanzialmente. Però ci sono già delle risposte. Voi consigliate a tutti, insomma, coloro che sono nati in questa fascia d'età, di sottoporsi al test, o solo coloro che magari possono aver sentito durante la nostra trasmissione di avere qualche fattore di rischio? Allora, l'unico motivo per non fare il test è di essere persone che già di per sé sono in terapia per l'epatite C, oppure che hanno un'esenzione per epatite cronica, oppure che hanno un'esenzione per cirrosi, oppure che hanno già fatto il test nell'anno precedente. Perché? Perché si dà per scontato che queste persone siano già state testate per questo problema. Per tutte le altre persone che rientrano in questa fascia d'età, il test è indicato, perché è un iceberg. Noi dobbiamo identificare il sommerso. E solo identificando il sommerso si riesce a raggiungere anche l'obiettivo dell'OMS, che è ancora del 2016, che dice che entro il 2030 noi dovremmo essere in grado di eliminare almeno il 90% delle infezioni e il 65% della mortalità. E questo è possibile se riusciamo a individuare almeno il 90% dei positivi e trattare almeno l'80% dei positivi. Solo così riusciamo a raggiungere l'obiettivo. L'Italia, il Veneto, perché il Veneto ha già iniziato questa attività di screening e trattamento per l'epatite C ancora diversi anni fa, e già da alcuni anni è attivo, sono attivi degli screening per l'epatite C rivolti alle persone seguite dai servizi per le dipendenze e dalle persone che sono in carcere. Già da anni è attivo lo screening per questa popolazione, che è stato ripreso anche da questa campagna di screening, quindi ci sono già delle persone che sono state screenate sostanzialmente, come anche ci sono delle persone che sono già state curate in maniera efficace dalle nostre strutture sanitarie, perché in questa fase noi andiamo a vedere il sommerso, quelli che probabilmente non hanno mai avuto problemi dall'infezione, mentre quelli che hanno già avuto problemi sono già chiaramente sono già stati presi in carico. Certo. Ecco, io volevo fare... Prego, aggiunga pure. Sì, volevo fare un'osservazione così. Volevo dire intanto che bisogna che sia chiaro un concetto, che non esiste il portatore sano di questo virus. Una volta, e questo ha rallentato anche il trattamento di tanti pazienti, dicevano siccome non ho nessun disturbo e sto bene e passano gli anni, disturbi non ne ho, veniva considerato, come anche per l'epatite B, ma anche per l'epatite C, la famosa figura del portatore sano. Non esiste il portatore sano. Quando uno è a conoscenza di questo deve fare una valutazione attenta per fare il trattamento. Noi per esempio ho dei dati che fino adesso con i nuovi farmaci noi abbiamo trattato circa 3.000 trevigiani della nostra azienda, per cui adesso si tratta di vedere qual è il sommerso, il residuo. Io vi ricordo una volta che il trattamento era un'impresa biblica, perché era una sofferenza fare il trattamento, perché voleva dire fare per diversi mesi, fino a quasi 48 settimane, un trattamento anche con farmaci iniettivi, col famoso interferone, che dava degli effetti collaterali che erano devastanti, per cui tanti paesi e tanti pazienti si sono allontanati un attimo dal trattamento per questo motivo. Adesso invece il trattamento è di una semplicità disarmante, perché si tratta di prendere delle compresse una volta al giorno per 8-12 settimane. Sono farmaci estremamente ben tollerati, con pochissimi effetti collaterali. Si potrebbe anche non fare nessun accertamento durante il trattamento proprio per i pochissimi disturbi che possono dare, anche di compromissione, e soprattutto danno una risposta che è straordinaria, perché vi dicevo prima che va sopra il 95%, vuol dire che quasi la totalità di quelli trattati viene curata, mentre con l'interferone, nonostante un anno di sofferenze bibliche, si riusciva a ottenere una guarigione nel 10, 15, 20%.
e dopo qualcuno lo ripeteva perché sperando di fare un secondo trattamento, quindi voglio dire adesso è cambiata completamente il trattamento di questa malattia, per cui abbiamo un'arma potentissima e ci permette di considerare una malattia eradicabile se l'aspetto organizzativo ci permette di arrivare dove dovremmo arrivare. Ecco, le volevo chiedere proprio questo, no? Perché il progetto nazionale, insomma, di screening è finanziato dal Ministero della Salute proprio con l'obiettivo di eliminare il virus HCV dal territorio nazionale. Si potrà fare, si potrà realizzare secondo lei? Beh, allora si sa che ormai con la globalizzazione ovviamente non si può eliminare una malattia su un territorio, bisognerebbe eliminarla a livello mondiale. Questo abbiamo imparato col coronavirus che è partito da una parte e adesso ce lo troviamo che entra e le frontiere non possono essere rigide. Lo stesso la poliomielite, il morbillo, che la poliomielite non ce l'abbiamo da anni. Adesso però dobbiamo stare attenti perché insomma con i migranti che stanno arrivando, con la riduzione anche della copertura così, potremo ritrovarci determinate sorprese. È una malattia che è stata contenuta in una maniera notevolissima a livello generale, però noi rimaniamo sempre sul chi va là perché può entrare. Sicuramente però concettualmente col trattamento che abbiamo possiamo eradicare completamente il virus dall'individuo. L'unico serbatoio è l'essere umano, non esistono serbatoi non umani dell'epatite C, per cui se trattiamo tutti i portatori del virus si riesce a eliminare. Quindi ci vuole un aspetto organizzativo che deve essere locale e quindi intanto a livello nazionale e regionale si riesce a impattare notevolmente su quello che è anche sull'impatto sulle strutture sanitarie, perché riduciamo l'impatto sanitario notevolissimo. Arrivare ovviamente l'eradicazione è sempre un'ottima possibilità, però insomma i problemi sono molto più complessi rispetto a quello che stiamo cercando di fare in questo momento. Dottor Bonsembiante, lei prima ha detto in questa prima fase insomma, lo screening è rivolto ai nati tra il 69 e l'89. C'è l'intenzione di estendere anche ad altre fasce d'età? Quanto durerà questo progetto di screening gratuito? Ma il progetto era stato ideato per terminare nel 2022, poi causa coronavirus i tempi slittati, per cui il progetto diciamo chiaramente legato anche a un finanziamento perché servono delle risorse per portare avanti questa attività qua e c'è un finanziamento ministeriale per questo. Ci sono forti pressioni ovviamente delle regioni perché almeno per tutto il 2023 questo progetto vada avanti, non solo, ma perché vengano interessate anche altre fasce di età in cui il sommerso è importante. Sicuramente almeno le fasce d'età che partono dal 1960 sostanzialmente. E quindi insomma ampliare, diciamo così, la campagna di screening. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Rieccoci nuovamente in studio, parliamo quest'oggi di epatite C, insomma un tema molto importante perché la Regione Veneto e l'ULSS 2 Marca Trevigiana hanno lanciato questa campagna di screening attraverso la quale è possibile partecipare gratuitamente per chi è nato tra il 1969 e il 1989 a questa campagna di screening e potersi sottoporre appunto al prelievo del sangue per insomma andare a riscontrare se c'è la presenza di anticorpi contro il virus dell'epatite C. Dottor Bonsembiante, chi non fa parte di questa fascia d'età, anche se abbiamo capito insomma che probabilmente si amplierà in un futuro, in questo momento comunque che cosa può fare? Beh, allora, la politica come è stata affrontata l'epatite C negli anni scorsi prendeva sostanzialmente in esame le persone che avevano disturbi. Si recavano dal proprio medico, facevano la visita al proprio medico e il medico poteva sospettare che ci fossero in atto delle complicazioni che riguardavano questa infezione. Chiaramente chi ha dei disturbi, una malattia, dovrà rivolgersi dal proprio medico che prescriverà
di accertamenti se sospetta un'epatite C relativi, quindi la determinazione degli anticorpi contro il virus dell'epatite C, però non potrà avere, diciamo, i benefici dello screening, quindi non potrà accedere al prelievo in forma gratuita, ma pagherà il ticket, che comunque è irrisorio, insomma. Per cui l'indicazione anche per le altre fasce d'età in questo momento è che se ci sono stati nella loro storia di vita dei fattori di rischio, facciano degli approfondimenti, si rivolgano al proprio medico come fanno per tutte le altre malattie e inizino il percorso per gli accertamenti relativi, insomma. Da casa ci chiedono cosa fare in caso di sospetto di essere entrato in contatto con il virus. Ci sono misure preventive da adottare immediatamente in attesa dei risultati delle analisi? Che indicazione, che consiglio possiamo dare? Intanto esposizione a rischio, mentre per esempio per l'HIV o per l'epatite B, insomma, è più facile capire che si può fare qualcosa. Non esiste una prevenzione, diciamo, sanitaria se uno ha avuto un'esposizione a rischio con una persona, in questo caso è positiva all'epatite C, insomma, e lì solamente per ora è quello di fare di controlli a distanza. Vi ricordo che la serologia è opportuna farla subito, ma soprattutto va ripetuta a distanza di qualche settimana, perché l'anticorpo non è che compaia immediatamente, ma ci vuole quelle 4-8 settimane perché emerga. Volevo sottolineare anche che, per esempio, adesso tanti pazienti, la stragrande maggioranza di tanti pazienti che vengono seguiti per alcune patologie, pazienti ematologici, oncologici, pazienti gastroenterologici che devono fare determinate terapie immunosoppressive perché hanno determinate cose, ormai è più che prassi, è obbligo che facciano lo screening per le epatiti e anche per l'HIV, soprattutto perché se uno fa una terapia immunosoppressiva e non si sa che ha questo virus, ovviamente queste malattie prendono velocità e vanno molto più veloci, possono dare dei problemi, quindi è necessario conoscere a priori la situazione. E un'altra situazione importante è da considerare che una volta, come si diceva anche prima, c'era la possibilità della trasmissione nosocomiale, diciamo, all'interno degli ospedali di questi virus, per cui era prassi, diciamo, nei pazienti che venivano ricoverati, fargli degli esami del sangue per vedere se avevano l'epatite B o l'epatite C. Adesso invece che a livello, diciamo, ospedaliero le procedure che vengono fatte sono blindate, sono sicure, per cui a noi non interessa sapere se il paziente è positivo o meno, ma è importante fare lo stesso questo esame perché in questa maniera è una modalità di identificare dei nuovi pazienti, insomma, certo, e di avviarli immediatamente. Ricordo che un paziente che risulti positivo allo screening che stiamo facendo adesso in questa categoria di pazienti, oppure uno che risulta positivo per tutt'altro motivo, una volta che viene segnalato nei centri che fanno questo trattamento, il paziente viene preso in carico nel giro di pochissimi giorni e viene avviato se ci sono ovviamente le indicazioni e la volontà di fare il trattamento, ovviamente. Certo, insomma, si inizia un percorso immediatamente. L'ha accennato lei poco fa, ma da casa ci chiedono se l'infezione può risolversi spontaneamente, appunto in maniera naturale e in quali casi. No, allora, diciamo che, come dicevo prima, sul 15-20% di casi c'è una risoluzione dell'infezione spontanea senza dover ricorrere al trattamento. Questi casi, diciamo, è un po' tipico per tutte le epatiti. Quanto più acuta è l'infezione, quanto più vuol dire che l'organismo sta reagendo in maniera adeguata all'infezione. Se invece decorre in maniera asintomatica, vuol dire che il virus ha trovato una modalità di convivere senza dar disturbo. Quanto più acuta è l'infezione, quindi quanto più alterati sono gli esami nella fase iniziale, tanto è più facile che il paziente possa guarire spontaneamente. I casi non sono frequenti o meno, però è possibile. Però la guarigione, se avviene all'inizio della malattia, però dopo, passati qui 3-6 mesi, se il virus persiste ancora, la malattia rimane per sempre ed bisogna ricorrere al trattamento. Certo. Dottor Bonsebiante, qual è la qualità di vita delle persone che hanno questa patologia diagnosticata? Per molti anni la malattia resta silente, cioè non dà manifestazioni, per cui questo può durare molti anni.
Per cui in questa fase qua la persona convive tranquillamente con la malattia senza nessun particolare problema. È chiaro che in questa fase la può trasmettere, per cui tutti i suoi contatti in cui il sangue viene a contatto con o viene iniettato in un'altra persona, può dare la malattia a un'altra persona, però la persona può vivere tranquillamente senza problemi. I problemi poi possono incominciare magari dopo 20-30 anni e incominciano i primi disturbi in cui il fegato incomincia a deteriorarsi in maniera sempre più marcata. Il problema è anche lo stile di vita probabilmente che queste persone conducono, perché ci sono sicuramente dei fattori che contribuiscono ad accelerare o ad aggravare la malattia. Ad esempio l'uso di sostanze alcoliche che favoriscono il danno epatico, oppure la coinfezione con altri virus che sono a rischio per il fegato. E questo anche è prassi per una persona che è affetta da epatite C, vaccinarla contro il virus per l'epatite B, perché è un vaccino efficace e serve a fermare, tamponare una possibile altra sorgente di danno per il fegato. Quindi solo che la terapia è efficace in qualsiasi momento, anche quando incominciano i disturbi. Infatti fino a non molti anni fa venivano presi in esame e curate le persone che incominciavano a avere disturbi. Ultimi 30 secondi, le faccio chiudere, insomma, invitando tutti coloro che fanno parte di questa fascia d'età 1969-1989 a prenotare a sottoporsi lo allo screening. Sicuramente è importante per sé, perché hanno la possibilità di guarire da una malattia importante, ed è importante anche per gli altri, perché si conosce la propria possibilità di infettare le altre persone con cui si vive. Anche perché, per sottolineare, non esiste un vaccino per l'epatite C, quindi l'unica possibilità per poterla contenere è trattare i positivi. Insomma, fatelo, facciamolo, è un semplice prelievo di sangue, per cui è importantissimo, insomma, sottoporsi, nulla di invasivo, nulla di preoccupante, quindi invitiamo tutti voi e tutti noi, insomma, a sottoporsi al test. Io ringrazio il dottor Erminio Bonsembiante, direttore del SISP, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Treviso, e ringrazio il dottor Piergiorgio Scotton, direttore di malattie infettive all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Grazie anche a lei, grazie a tutti voi di essere stati con noi e di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.